Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, con una nuova puntata di Penalty, 11ª stagione. Come al solito raccontiamo il calcio dilettantistico dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Siamo in onda il martedì sera alle 21 e in questa puntata della nostra trasmissione abbiamo un ospite sicuramente top, un top player come amo definirlo io, mister Pierpaolo Alderisi. Ciao. Buonasera, Pierpaolo. Ettore, grazie per l'invito. Complimenti, 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 perché insomma è arrivata la scorsa settimana l'ufficialità, il nuovo allenatore della rappresentativa Under 17 della nostra bella Sicilia. Grazie. Come ti stai preparando a questo nuovo incarico? È impegnativo perché bisogna andare a cercare tutti quei ragazzi che possono comporre la selezione. Fortunatamente sarò coadiuvato dallo staff e poi da Mario Tamà, oltre che supportato chiaramente da Sandro Morgana e dal presidente Laier. C'è molto materiale, so che la categoria Under 17, l'ex categoria denominata allievi, è sicuramente, soprattutto in Sicilia, molto seguita. Sì, c'è fermento, è una categoria insomma interessante perché è la categoria realmente di passaggio fra il calcio dei ragazzi e il calcio degli adulti. C'è abbastanza materiale che già si sta facendo, si sta mettendo in evidenza e poi andremo a selezionare, speriamo, il meglio che possiamo poi portare in Trentino per rappresentare la nostra regione. Questa scelta di diventare allenatore dell'Under 17 Sicilia è una scelta dettata dal fatto che magari in questo momento eri fermo, ti guardavi in giro, oppure insomma notevolmente con piacere hai accolto l'invito del presidente Morgana? No, intanto chiaramente l'invito del presidente Morgana è una cosa che mi ha fatto enormemente piacere, poi è un lavoro diverso, per me è un'esperienza differente perché la devi fare sì sul campo, ma c'è anche tanto lavoro di progettazione, di scrivania e di osservazione, quindi è un lavoro che un incarico che mi ha stimolato e quindi non ho fatto alcuna fatica ad accettare. Girerai buona parte della Sicilia allora? Assolutamente sì. E sicuramente tra i campi che insomma vivrai in prima persona troverai probabilmente quest'11 che ti possa sia personalmente a te ma anche alla nostra delegazione siciliana fare bella figura in un torneo che comunque si presenta sempre molto difficile. È difficile perché chiaramente a bocce ferme tutti, non conoscendo il potenziale delle altre squadre, puntano direttamente al massimo possibile, quindi già dalle prime partite saranno molto intense e molto combattute. E poi insomma vedremo, cercheremo di arrivare più lontano possibile e di far bene. Beh, tu comunque hai già un'esperienza soprattutto in questa categoria quando eri con il Calcio Catania, quindi conosci anche le tipologie di ragazzi con i quali dovrai andare a lavorare. È un'età molto delicata, però è un'età molto bella, un'età dove gli equilibri mentali sono molto sottili e labili, però i ragazzi a quest'età hanno un'entesa
entusiasmo che ti travolge. Ti seguiranno a 360 gradi, perché poi l'allenatore, come tu ben sai, diventa proprio in questa categoria un riferimento che va al di là del calcio. E tu ne sai qualcosa. E io ne so qualcosa, indubbiamente. Parlando invece del campionato di Serie D, hai avuto modo di seguire qualcosa? Sì, sei aggiornato sicuramente. Sì, ho seguito un po' le squadre del nostro territorio e anche qualcuna, diciamo, di altre province siciliane. È un torneo sempre molto complesso, lungo e difficile, dove per incominciare a vedere, insomma, quali sono i rapporti di forza bisogna attendere sempre 2 mesi e mezzo. Assolutamente. Bene, a questo punto allora partiamo con i risultati, la classifica ed il prossimo turno di questa quinta giornata del campionato di Serie D. Guardiamo i risultati: Cavese 1919, Giarre Calcio 1946 1-1, vittoria del Città di Aciriale 3-2 contro il Santa Maria Cilento, Città di Sant'Agata batte Troina 3-1, Cittanova batte San Cataldese 5-0, FC Lamezia batte Licata 2-1, Trapani batte Rende 2-1, Gelbison batte FC Messina 3-0, Paternò Castrovillari 2-2, pareggio tra Portici 1906 San Luca ed infine Real Aversa batte Biancavilla 3-2. In classifica abbiamo un terzetto con 13 punti, Gelbison, Cavese e Portici, 12 punti per Città di Sant'Agata e Real Aversa 1925, 11 punti per il Paternò, 10 per San Luca ed FC Lamezia, 8 punti Città di Aciriale, 7 il Licata, 6 punti Cittanova e Trapani, con 5 punti Santa Maria Cilento, 4 per il Castrovillari, 3 punti per il Biancavilla. Con un punto Giarre e Rende insieme all'FC Messina, San Cataldese 0 punti, chiude la classifica il Troina con 6 punti di penalizzazione. Il prossimo turno si giocherà domenica prossima, domenica 17 ottobre, questi gli incontri: Biancavilla FC Lamezia, Castrovillari Aversa 1925, FC Messina Trapani, Giarre Paternò, Licata Portici, Santa Maria Cilento Città di Sant'Agata, Rende Calcio Cittanova, San Luca Gelbison, San Cataldese Città di Aciriale ed infine Troina Cavese. Iniziamo a parlare di questo pareggio fuori casa del Giarre 1946 che in casa della Cavese, prima in classifica, porta via un punto pesantissimo, un buon debutto a questo punto per il nuovo allenatore Infantino. Eh sì, mi ha portato magari le motivazioni giuste, forse era anche la partita giusta per tirare fuori queste motivazioni, quindi fra il cambio di tecnico e lo scenario della partita, insomma, il Giarre, che comunque a mio modo di vedere ha un organico che può affrontare tranquillamente questa categoria. Questa partenza ad handicap un po' non ce l'aspettavamo, diciamolo onestamente. È vero, in termini di risultati non si è raccolto molto, anzi nulla, però è anche vero che le partite sono state sempre in equilibrio e poi per episodi sono state perse. Dispiace per Gaspare Cacciola. Assolutamente, protagonista assoluto della vittoria della scorsa stagione. Che comunque a cui va dato il merito, insomma, del lavoro svolto fino, diciamo, a una settimana fa e della storica promozione in Serie D. Beh, a questo punto io sono dell'idea che comunque con il nuovo entusiasmo questo Giarre possa pian pianino risalire la china di una classifica che in questo momento è deficitaria, però, come hai detto bene tu, i mezzi ci sono. Ci sono e sicuramente il Giarre si renderà protagonista di un campionato all'avanguardia, insomma, perché ha i mezzi tecnici, ha i mezzi societari, ha preso un allenatore che in questa categoria è molto navigato, quindi ci si attende una ripresa e già oggi c'è stato il primo segnale. E domenica prossima ci sarà un derby tutto catanese, perché giocheranno in casa contro questo Paternò un po' sorpresa. Sì, al momento il Paternò pure sta facendo una buona stagione, anche il Paternò secondo me ha un organico che gli consentirà di affrontare questo campionato in tutta serenità e sperare attraverso i risultati magari di fare anche qualcosina in più.
Chi vedi leggermente favorito, più il Giarre o il Paternò che può fare il colpaccio al Comunale? Il Paternò è una squadra che non si dà mai per vinta, e quindi è figlia delle idee del proprio tecnico, di Alfio Torrisi, e comunque che ha grande entusiasmo, no? E riesce a trasmetterlo. È vero, è vero. E quindi è una squadra imprevedibile, non vorrei affrontare alcun tipo di Mettiamo pronostico, una perché è tripla partita- allora. Secondo me sì, è una partita tripla. Bene, allora a questo punto, dato che abbiamo parlato del Paternò, guardiamoci gli highlights proprio del pareggio interno del Paternò 2-2 con il Castrovillari. Sportivi padernesi, amici di Castrovillari, buon pomeriggio dallo stadio Falcone Borsellino. Siamo qui collegati per la quinta giornata del campionato di Serie D. Partiti. Pallone per Foderaro. Foderaro entra in aria. Fa un dribbling, tiro di Foderaro e gol! Il gol del Paternò! Il gol del Paternò con Catania! Paternò in vantaggio al 6° minuto di gioco. Paternò in vantaggio. Per il Paternò con numero 7 segna Francesco. Gran gol di Catania. Tripicchio dove c'è il portiere, ma il pallone finisce laddove non può arrivare nessuno. Ecco Camarà, dribbling, tiro di Camarà e parata. Ancora Trofo per Teiu, è in gioco, Teiu tiro, respinta, ancora Teiu e il pareggio con Teiu. I giocatori del Paternò recriminavano, ma Teiu ha raccolto la respinta e al 18° c'è il pareggio del Castrovillari. Pallone ancora per l'autore del gol, Teiu, che riesce a conquistare il pallone. Carrozza fa il 2-1 al 21°. Un tempo in avanti, c'è Foderaro controlla, da Mangiamelli, palla per Foderaro entra in aria, palla al centro dove c'è Catania e tira nelle mani del portiere. Dama, Camarà, vediamo Camarà entra in aria, rigore nettissimo, ed è così, rigore nettissimo di Bari su Camarà. Il tiro e il gol di Bontempo, 2-2 il risultato. Gol per il Paternò con numero 6 ha segnato Il capitano del Paternò, Fabrizio Bontempo. Paternò che non molla, Paternò che è vivo. Pallone conquistato da Camarà, ecco Camarà per Mascari, tiro di Mascari, respinta, ancora Camarà, tiro, deviazione, calcio d'angolo, ma l'arbitro fischia proprio alla fine della partita, anche prima della fine della partita. 2-2 il risultato dell'incontro, i gol, come vi ricordo, al 6° di Catania, al 18° di Teiu, al 20° di Carrozza e al 75° di Bontempo sul calcio di rigore. Nonostante siamo passati in vantaggio su 2 episodi, abbiamo preso 2 gol su 2 cambi di gioco dove non ci siamo fatti trovare preparati, più una disattenzione che può capitare comunque. Però da quel momento in poi abbiamo cambiato qualcosa tatticamente a partita in corso gli ultimi 10 minuti del primo tempo, perché soffrivamo nella loro 3 quarti in fase di costruzione, ci mettevano in difficoltà con le mezze ali che non riuscivano a trovare mai il tempo e lo spazio giusto per andare a fare pressione e recuperare palla. Infatti gli ultimi 10 minuti ho cambiato sistema e mi sono messo con Rizzo fra le linee e abbiamo occupato uno spazio di campo dove già degli ultimi 10 minuti eravamo in crescendo. Detto questo, nello spogliatoio ho messo Costino, ho cambiato qualcosa, siamo rimasti con questo stesso assetto, però che dire, i ragazzi psicologicamente hanno reagito di nuovo alla grande, abbiamo cercato il pareggio, l'abbiamo ottenuto. Lui poi ha cambiato qualcosa, noi ci siamo rimessi di nuovamente diversi, mi sono messo col 3-4-3, siamo stati veramente pericolosi, abbiamo penso meritato di pareggiare e abbiamo avuto anche qualche occasione per passare in vantaggio. I ragazzi penso che hanno meritato questo pareggio, hanno meritato, perché riprenderlo contro una squadra di questa non è facile. I ragazzi ci hanno provato, ci sono riusciti, la volevano vincere,
però alla fine quando non si può vincere voi mi insegnate che bisogna non perdere, e quindi i ragazzi hanno meritato e sono stati bravi a raccogliere questo punto. Ripeto, io ho visto una squadra che il Castrovillari è una squadra che veramente non merita i punti che ha. È normale che finché c'è la lucidità e finché i giocatori riescono a reggere i ritmi che gli chiedo, siamo una squadra interessante, una squadra che gioca, una squadra che è venuta qui sapendo di confrontarsi con una squadra preparata, pronta, insomma 10 punti, oggi ne ha 11, naturalmente non è che sei lì per caso, perché la squadra è forte. E sono molto contento di quello che la mia squadra ha messo in campo dal primo minuto. Le avevo chiesto di giocarsi a viso aperto, anche perché noi siamo una squadra che si deve salvare, dunque per me ogni campo è importante, che sia fuori o in casa, per fare punti, perché questo è il nostro obiettivo, quello di salvarci il prima possibile. E se riusciamo anche a giocare bene sono ancora più contento. Poi ci sono stati degli episodi ancora, magari che se avessimo avuto un po' più di lucidità, nel momento in cui erano sbilanciati loro, potevamo anche approfittarne, però domenica e mercoledì con il Portici purtroppo da che dovevamo vincere che abbiamo perso per questo motivo. Dunque un grazie ai ragazzi che hanno tenuto l'attenzione alta fino alla fine. Si è conclusa 3-2 invece la partita tra Città di Aciriale e Santa Maria Cilento, un 3-2 che conferma che questo Aciriale, appena recupererà anche la partita in meno, può dire anche la sua in questa classifica un po' ancora ingarbugliata di questo girone I del campionato di Serie D. La Cireale è una piazza, è una società insomma, che può solo fare bene in Serie D. Ogni anno parte con i migliori propositi, poi cammin facendo purtroppo succede sempre qualcosa. Succede sempre qualcosa e va a perdersi. Speriamo che per loro sia l'anno giusto, perché insomma, da quello che ho visto hanno insomma, i mezzi tecnici, la squadra, l'allenatore per poter fare ambire al salto di categoria, anche se non sarà semplice. Guardiamoci le interviste post partita appunto sulla vittoria dell'Aciriale 3-2 contro il Santa Maria Cilento. Due errori stupidi, abbiamo concesso sta ripartenza, calcio d'angolo e gol, però da esaltare i primi 40 minuti, grande prestazione, ho visto una squadra forte, ho visto una squadra che sa quello che vuole, giocate importanti e una reazione importante sul 2-2, le squadre le perdono queste partite. Noi siamo messi sotto, è uscito il temperamento di questi ragazzi, da Figliomeni, Savonarola, Lodi, che sono i leader di questa squadra, hanno preso per mano i ragazzi, abbiamo vinto una partita che meritavamo di chiudere il primo tempo e invece ci siamo ritrovati a rincorrere la partita. Bene così, ho visto finalmente situazioni importanti, non che non l'avessi viste prima perché pure in 10 nelle altre prestazioni abbiamo fatto una grande partita, oggi è stata superlativa. Quest'anno abbiamo più gente abituata a... Io gli ho detto ai ragazzi quanto si incazzano, il termine giusto è questo, non ce n'è per nessuno, si sono un po' seduti nell'arco come hai detto tu, quegli 11 minuti e poi hanno ripreso di nuovo a giocare, hanno ripreso ad avere coraggio. Non deve capitare, però tutto fa brodo, c'è materiale per lavorare, lo sanno anche i ragazzi che non bisogna cascare in questi blackout. Con una squadra come la nostra potevamo chiuderla tranquillamente il primo tempo, siamo trovati a rincorrere, però ancora di più va lodata questa squadra, il loro spirito battagliero, la loro unione, bravi così, bravi. So qui il valore dei nostri giocatori, non è perché è entrato uno e è uscito l'altro, poi è entrato Piccioni, ha dato l'anima, è entrato Caretta, ha dato l'anima, Bruma. Io so quello che voglio e i ragazzi si devono convincere. Penso che con la prestazione di oggi i ragazzi hanno capito con chi hanno a fianco, perché come hai detto prima, avere ogni settimana un giocatore nuovo, adesso si devono conoscere, adesso è rientrato Carecchio, rientrerà João Pedro, quindi ancora di più. Abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di amalgama e abbiamo bisogno di un po' di fortuna, che non guasta mai. Chi
conferma indubbiamente di attraversare un ottimo momento di forma è sicuramente il Città di Sant'Agata. Terza vittoria di seguito, 9 punti in classifica, a conferma che insomma la squadra di Giampà è molto solida per questa categoria. Tra l'altro Giampà è un allenatore che conosco molto bene, che stimo, ci siamo affrontati diverse volte nel campionato primavera, è un allenatore che ha le idee molto chiare e anche lui è un allenatore che sa trasmettere molto entusiasmo e forza. Diciamo che l'anno scorso ha gettato le basi. Beh, intanto ha salvato la squadra. Appunto, ha gettato già un grande successo. Ha gettato le basi per poi andare a costruire un organico che possa, insomma, dire la sua nel campionato di Serie D, e sono certo che lo farà. Per questo dicevo, ci sono tante squadre nel campionato di Serie D al momento e che possono dire la propria, e sarà un campionato, insomma, probabilmente bello. Capiremo meglio la classifica tra almeno 2 o 3 settimane. E poi la squadra che riuscirà a essere più costante nei risultati, a tenere botta, perché poi ogni trasferta in Serie D è insidiosa, anche se vai a giocare in casa dell'ultima in classifica. Se la squadra che riuscirà a dare continuità e seguito ai risultati, da qui a un mesetto e mezzo, diciamo, si potrà evidenziare. Guardiamoci subito il servizio, vittoria appunto del Città di Sant'Agata 3-1 contro la siciliana Troina. Ancora una vittoria per il Città di Sant'Agato, che al Fresina non concede sconti nemmeno al Troina, portandosi nelle zone nobili della classifica. Nonostante la sconfitta incassata, la quinta in altrettante partite, è il Troina ad avere subito 2 importanti palle gol. All'8° minuto con Lucera che costringe Cannizzaro alla parata in angolo, mentre 4 minuti dopo con Guie che, involatosi in area bianco-azzurra, trova un super Cannizzaro a sbarrargli la via della rete, con l'azione che prosegue Bufus che riprende l'invito di Guie ma spara sul fondo. La risposta del Sant'Agata non si lascia comunque attendere. Al 16° solo la traversa nega al destro di Catalano dalla bandierina la gioia del gol. Alla mezz'ora però il Troina torna a bussare alla porta di Cannizzaro con la botta dal limite di Bufus, respinta di pugni dall'estremo biancoazzurro. Poi il Sant'Agata riprende in mano il comando delle operazioni e dopo il tentativo di testa di Cicirello che manda sul fondo il cross di Giuliano, i locali la sbloccano al minuto 38 quando Calafiore raccoglie l'angolo di Catalano e con un perfetto colpo di testa fa esplodere i tifosi del Fresina. Per il centrocampista bianco-azzurro è la prima rete in campionato. Il Troina non ci sta e nel finale di frazione Raimondo con un tentativo di pallonetto prima e Bufus con un tiro dal limite poi impegnano l'estremo santagatese che non si fa sorprendere. Al 43° locali che reclamano un calcio di rigore per un presunto fallo su Faella, il signor Russo dice di no. Nella ripresa subito Troina minaccioso dopo 3 minuti con la botta di Bufus che trova la decisiva opposizione di Giuliano, ma sul ribaltamento di fronte il neo entrato Alagna a sfiorare il raddoppio per il Sant'Agata. Il suo destro da distanza ravvicinata non trova la porta per questioni di centimetri. Così dal possibile 2-0, 180 secondi più tardi arriva invece il pareggio del Troina con Locascio che di testa mette alle spalle di Cannizzaro il pallone che di fatto gela gli spettatori del Fresina. La squadra di Galfano a questo punto ci crede. 2 minuti più tardi la punizione di Lucera si perde di poco al lato. Il Sant'Agata è però in partita e al minuto 72 torna in vantaggio quando Giuliano raccoglie la solita pennellata su punizione di Catalano e con una perfetta zuccata batte Faccioli, facendo così Sant'Agata 2, Troina 1 e tifosi bianco-azzurri nuovamente in festa. Anche in questa occasione il Troina non si perde d'animo e al 76° solo una super parata di Cannizzaro sulla conclusione a giro di Lucera nega al 10 rosso-blu la gioia del pari. Passano 3 minuti ed è il Sant'Agata ad avere l'occasione per chiudere i conti, ma Cipolla solo davanti a Faccioli trova la respinta del portiere. Poi in pieno recupero succede di tutto con il Troina che al 92° centra la seconda traversa della sua partita con il destro al volo di Fiumara e il Città di Sant'Agata che sul ribaltamento di fronte mette in ghiaccio il risultato con Alagna che stavolta solo davanti al portiere non sbaglia il pallone del definitivo 3-1. Con questo successo il Città di Sant'Agata si porta in classifica a quota 12 punti a -1 dalla vetta. Il Troina fino adesso ha fatto sempre delle buone partite, ha perso sempre di misura, quindi arrivando da 4 sconfitte, oggi credo che i calciatori del Troina hanno messo non il 100%, il 1000 per 1000 per cercare di fare il risultato, quindi sapevo che era una gara come una finale e così è stata.
siamo stati bravi, abbiamo sofferto nei momenti che loro spingevano, peccato per il gol, c'è stato qualche errore nostro su quel calcio d'angolo, gente che è entrata, abbiamo dato delle direttive, non sono state mantenute, però nel calcio potevamo, penso che chiuderla prima, perché appena entrato Alagna ha fatto una grande azione, è stato devastante come sul gol, però se gli mette la palla a Faella, andavamo sul 2-0, potevamo essere più tranquilli, così non è stata una partita dura fino al 96esimo, però la partita che mi aspettavo, e i ragazzi sono stati esemplari, perché il quarto scontro diretto, e quindi bravi. Oggi sono le vittorie che mi fanno godere, bravi veramente i ragazzi, però l'ho detto anche ieri, dobbiamo rimanere con i piedi per terra, perché il campionato è lunghissimo e siamo giocatori e staff alle prime armi, non abbiamo fatto niente, dobbiamo avere sempre fame, perché se uno si accontenta non può fare questo sport. Sinceramente in 25 anni di carriera non mi è mai capitato una cosa del genere. In 5 partite nessuno ci ha mai messo sotto. Noi facciamo le prestazioni, giochiamo, sbagliamo i gol e alla prima occasione prendiamo gol. Anche oggi andiamo a guardare primo tempo, prima mezz'ora, 3 palle gol clamorose, senza mai subire un tiro in porta. Alla prima occasione su un calcio da fermo prendiamo gol. La recuperi, sembrava lì per cercavo di vincere la partita, prendo un altro gol su un calcio di punizione da centrocampo messo in mezzo, sfiorare la palla all'incrocio dei pali, è una cosa incredibile. Noi prendiamo le traverse, sbagliamo i gol e gli altri fanno i gol. Onestamente alla squadra, devo dire, ho poco da dire, perché abbiamo fatto tutto noi. Quando una squadra gioca così non è possibile perdere le partite. La cosa positiva è che dietro ci stanno aspettando, quindi noi basta poco per cambiare tutto, perché è una squadra che gioca in questo calcio incompleta, con tutte le vicissitudini che sapete, è veramente una cosa incredibile. A noi mancano 3 persone importanti, uno avanti, uno dietro e uno a metà campo. A metà campo abbiamo il capitano, che è un giocatore per noi fondamentale, fuori, Bagher, si è fatto male dopo 10 minuti alla Mezia, purtroppo non... Quindi, ma a parte questo, le prestazioni sono sempre state ottime, quindi dobbiamo svoltare, ci vuole un pizzico di cattiveria in più, un pizzico di concentrazione in più, di cattiveria in più. Capisco che una squadra giovane non è facile, però dobbiamo trovarla, perché onestamente una squadra che fa queste prestazioni non può perdere le partite. È un momento di crisi a San Cataldo, ennesima sconfitta, purtroppo giunta già alla 5ª giornata di campionato senza neanche fare un gol e soprattutto senza neanche un punto in classifica. È crisi nera secondo te a San Cataldo? Se non è crisi nera poco ci manca, ma chiaramente per i risultati, anche quella di oggi non è stato un risultato, dispiace, perché quella di San Cataldo, così, della San Cataldese, così come quella del Giara, è stata una bella favola lo scorso anno, guidata la San Cataldese da un catanese, da Alessandro Settineri, che ha ben fatto fino a questo momento, e sono certo, insomma, e quindi che cosa sta mancando secondo te a San Cataldo? Magari un pochino di fiducia nei propri mezzi. È una squadra giovane, che però ha dei giovani di qualità, un po' di autostima in più in questo momento potrebbe mettere le ali a questi ragazzi, però è difficile, perché il campionato di Serie D non ti aspetta. Tra l'altro, insomma, domenica ci sarà un altro derby siciliano, si giocherà contro il Città di Aciriale. Certamente questa partita non arriva nel momento migliore. Sicuramente è una partita un po' che deve rappresentare uno spartiacque. Si dovrà riuscire in casa San Cataldese a, diciamo, invertire la rotta già da domenica, e purtroppo il cliente che arriva non è dei migliori. Certamente non è dei migliori. Guardiamoci il servizio, vittoria del Cittanova 5-0 contro la San Cataldese.
il Cittanova che non ti aspetti, grande difficoltà, le prime giornate sono state parecchio complicate, 0 punti, partita più difficile o tra le più difficili del torneo in quel di Messina, e il Cittanova che non ti aspetti fa 4-0. Tutto pronto per la battuta del calcio piazzato, il pallone verso Corso, pallone al centro che viene deviato verso Biondo. Il pallone viaggia verso Bonanno, Bonanno che vede Bukva al centro, Bukva è solo, Bukva, la rete del Cittanova, ottima azione di contropiede quando siamo arrivati al 6° minuto del primo tempo, Bukva, pallone verso Suaré che esplode in velocità al centro dell'area di rigore, pallone verso Liga è da solo, torna verso Cess cerca un piazzato che finisce per colpire i cartelloni pubblicitari. Suaré, pallone diretto in porta ed è la rete 2-0 del Cittanova, l'uomo della domenica, la rete, abbracci e grande soddisfazione, Bonanno che va ad abbracciare il figlio, scene da libro cuore al Proto Monreale, ma attenzione Suaré, si era liberato con una splendida finta, lancio lungo in direzione di Bonanno sul sinistro, Bonanno dal limite dell'area di rigore, deve arrivare di gran corsa e la rete di Gaudio, un missile rasoterra, e il pallone ritorna fra i piedi dei giocatori del Cittanova. Di Marco, ultima sgroppata, Di Marco per Bonanno per Di Marco tira sull'esterno della rete, lo Sasso si accentra, offre il pallone per Maggio, contratta all'ultimo secondo da Neri che colpisce il pallone con la mano e calcio di rigore. Neri era già ammonito e Neri finisce la partita anzitempo. Rete 4-0, Bonanno impreziosisce una partita pressoché perfetta, Maggio sulla destra per Bonanno e sono 5. Fischio finale, finalmente il cielo è blu sopra Cittanova. Si è fermata a Lamezia la serie piccola positiva del Licata che cade appunto in casa del Lamezia Terme, un Lamezia Terme che ha una mentalità decisamente da Lega Pro, ma deve vivere le atmosfere purtroppo di una Serie D. Come tante altre società in Serie D, anche le nostre siciliane, ci sono molte nobili, fra virgolette, decadute. Ecco. La Serie D è un filtro molto importante che però rappresenta anche la porta d'accesso al professionismo. Il Lamezia Terme è un'altra squadra, diciamo, che sta navigando in questa categoria, però è chiaro che la storia, il blasone presuppone che... Anche il Licata volendo ha un piccolo blasone, anche se forse è un po' troppo siamo un po' legato al passato. attardati nel tempo, però sicuramente il Licata è una delle piazze storiche del calcio siciliano. È vero. Guardiamoci il servizio, vittoria dell'FC Lamezia Terme 2-1 contro il Licata. Suaré trova la destra, mette il cross dentro, il colpo di destra da parte del compagno, il portiere d'Andrea blocca in presa sicura al 17esimo, calcio di punizione per il Lamezia, pallone scodellato in area di rigore, il tentativo, Trupp era stato bravissimo in questo caso ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco, al 22esimo cerca di sfondare ancora il Lamezia, un rimpallo favorisce in area di rigore il possesso da parte di Bezzon, viene esteso così da Orlando, presunto calcio di rigore che viene fischiato in favore dei calabresi che hanno la
grande occasione di trovare il gol del vantaggio. Rivediamo però l'intervento sul quale il direttore Mandragoni di Udine ha deciso per il calcio di rigore. Sul punto di battuta si presenta il bomber della Lamezia, parliamo di Abercon, la rincorsa, il mancino, Truppo para, poi arriva Maimone e il gol che vale il vantaggio della Lamezia arriva al 22esimo tra le proteste furibonde da parte dell'Igata, che accusa il calciatore calabrese di essere entrato in area di rigore troppo in anticipo rispetto al fischio del direttore di gara, ma vale l'1-0 dei padroni di casa. Scelte discutibili quelle della terna, attacca il Ligada, perde il pallone e allora riparte il Lamezia. Attenzione a questa chance al minuto 32 dalla destra, riescono i calabresi a trovare spazio, c'è il tempo anche di pensare al traversone, lo chiude verso sul secondo palo, gran gol della Lamezia che trova il 2-0 concludendo un contropiede praticamente perfetto, scarico sulla destra, sfera sul secondo palo dove Verso puntuale deve solo spingere in rete, Truppo non può nulla, chiude così la Lamezia con 2 reti di vantaggio a fine primo tempo, prima il gol di Maimone dopo il rigore sbagliato da Abercon e alla fine al 32esimo il sigillo da parte di Verso. Si parte col secondo tempo, subito il Ligata che vorrebbe il gol del 2-1, la sfera arriva a Candiano, ancora una volta una deviazione che sfavorisce i giallo-blu. Al minuto 57 però un possibile episodio che potrebbe svoltare la partita, qui fallo di reazione da parte di Abercon dopo l'intervento di un difensore del Ligata e fallo di reazione secondo il direttore di gara, cartellino rosso e la Lamezia che resta dunque in 10 uomini. A mezz'ora per crederci, abbondante il Ligata, ma all'88esimo guardate quello che succede, rilancio di D'Andrea, la sponda aerea per il tentativo di Maritato che colpisce una traversa clamorosa, sarebbe stato il gol dell'anno. Al 95esimo si sveglia tardi ma si sveglia il Ligata, cross sul secondo palo, arriva Maico Candiano e manda i titoli di coda sul match. Un cordiale saluto e alla prossima. Un'altra nobile del calcio siciliano, un Trapani che vince in casa contro il Rende e ritorna a correre verso le zone alte di questa classifica. Come vedi il Trapani in prospettiva finale. Il Trapani è una di quelle squadre accreditate, no, al salto di categoria. Ma nessuno ti regala nulla, eh? E in Serie D no, in Serie D è un campionato molto molto complesso, è lungo, è difficile come dicevamo. Il Trapani però ha diciamo, costruito sia da un punto di vista societario che da un punto di vista tecnico una squadra che deve provare a fare il salto di categoria. Questo passaggio dal Dattilo al Trapani può essere anche un problema di mentalità all'interno del gruppo dirigenziale? Sì, magari in termini di esperienza sicuramente, però insomma oggi hai addosso il blasone di una società fra le più importanti nel calcio siciliano e devi corrispondere, no? Quindi il fiato sul collo ce l'hanno sostanzialmente tutto loro, la pressione addosso. Se sapranno resistere alle difficoltà del campionato di Serie D e al fiato sul collo e alla pressione che il blasone che portano sulla maglia comporta. È un cammino anche in questo caso abbastanza difficoltoso. Molto, è molto. Al momento, ti ripeto, vige equilibrio. Ecco, anche nelle partite che ho visto, anche se su diverse posizioni di classifica vige sempre, c'è sempre un equilibrio all'interno delle partite e questo indica la difficoltà di questo campionato. Attualmente al primo posto parliamo della Gelbison che liquida con un perentorio 3-0 l'FC Messina, che non è più l'FC Messina dello scorso anno, che per tante settimane ha cercato di vincere il campionato la scorsa stagione nei confronti anche dell'altra squadra messinese, la CR, a dimostrazione che la continuità non è mai facile nel campionato di Serie D. Se l'anno prima hai speso tanto anche in fatto di energie, non è certo che poi l'anno successivo puoi confermare anche sul campo la volontà di avere un passo diverso. Sì, Ettore, però mi manca qualche passaggio. C'è una società che comunque ha conquistato virtualmente tramite tra l'altro erano stati anche ripescati e poi è stata annullata e poi la non la sentenza. ottieni e oggi ti ritrovi dopo un tot di giornate insomma in fondo alla classifica. C'è qualcosa che onestamente non mi torna e non credo sia
sia un discorso non è un problema tecnico. tecnico, anch'io Esatto. sono di questa idea, non è un problema tecnico, anche perché nei confronti della Gelbison il tasso tecnico è decisamente diverso, Certo. lo dimostra il fatto che la squadra lucana con un perentorio 3-0 adesso pilota la classifica di questo girone I del campionato di Serie D. Guardiamoci il servizio. Ancora la Gelbison sulla sinistra con Chinnici, interessante il pallone per Uliano, sistema la barriera d'Agostino, un uomo in barriera precisamente, anzi se ne aggiunge un secondo, precisamente Chinnici. Fischio dell'arbitro, battuta corta verso il centro, colpisce di testa l'FC Messina, pallone facile, di testa mette fuori l'FC Messina, lo tiene in campo il pallone la Gelbison, il numero di Di Fiore, pallone verso il centro dell'area e c'è la conclusione di La Gamba sul primo palo, respinge Giannini con tanto di riflesso, movimenti all'interno dell'area, pallone sul primo palo di testa, c'è la rete di Cardore, bellissima azione, lo stavo dicendo, molto alto Cardore, infatti lo ha pescato, lo ha pizzicato letteralmente Uliano, e c'è la rete meravigliosa di testa di Cardore. Alessio, ancora Coris e sospende la partita l'arbitro quando siamo a 17 minuti e 30 secondi. Sì, cominciamo proprio da dove abbiamo terminato, infatti era proprio così la posizione giusta di inizio. Partito il cronometro, ricordo il risultato di 1-0, parte la Gelbison, bellissima questa azione tutta in velocità, ancora la conclusione, viene atterrato e c'è calcio di rigore, viene messo giù Oggiano, molto freddo, c'è questo calcio di rigore, Uliano pronto contro Giannini, fischio dell'arbitro, pronto a battere il capitano, la conclusione viene respinta e c'è la rete in due tempi di Uliano. Mi sento di dire che il capitano ha fatto la differenza anche oggi, bello il cross in pratica sul gol di, intanto un'altra conclusione, c'è la rete della Gelbison con Frulla, 3-0, quando siamo a 42 minuti sul cronometro, per l'arbitro triplice fischio, stop, e sono 3 punti importantissimi qui allo stadio Giovanni Mora di Vallo contro l'FC Messina. Altra squadra rivelazione di questo campionato, sicuramente la squadra calabra del San Luca, che torna a casa con un pareggio 1-1 nei confronti di un Portici che sino a qualche settimana fa, insomma, ha dato filo da torcere a moltissime squadre, comprese anche quelle siciliane. La conferma che comunque il calcio in Calabria, soprattutto nel campionato di Serie D, è animato da una voglia continua di mettersi sempre in gioco. Tante piccole realtà che vengono fuori, il San Luca è un piccolo centro che a questo punto sta cercando di entrare nel calcio che conta. E finora devo dire che ha fatto un campionato abbastanza regolare, no? Ha dimostrato forza quando doveva dimostrarla, ha dimostrato cinismo quando doveva dimostrarlo. Mi sembra una squadra abbastanza tagliata per questo campionato e costruita bene per questo campionato. Per quanto riguarda la realtà del calcio in Calabria, insomma, non può che fare piacere, dico, da tecnico del sud, insomma, vale per la Sicilia, vale per la Calabria. Un San Luca che tra l'altro è guidato dal siciliano Ignoffo. Esatto, dobbiamo cercare tutti insieme di portare avanti questo movimento e colmare il gap che c'è, ed è inutile nasconderlo, con le regioni centro-settentrionali. Qui ci prova il San Luca con Amenta, che prova con un destro decisamente velleitario. Qui intanto c'è un attacco del San Luca con Sidibe entra in area, allarga per il collega di reparto Diallo che prova il traversone, rasoterra, la palla schizza ancora e si salva il Portici. Elefante mette giù palla, punta l'uomo, entra in area, Elefante palla su destra, ancora Elefante messo giù, l'arbitro dice che si può proseguire, non dà il calcio di rigore il signor Silveira della sezione di Valdarno. C'è stato un contatto dubbio, parte Elefante
Elefante con il destro, palla rasoterra, parte Elefante alla battuta, Elefante col destro a tagliare l'area di rigore, Elefante all'indirizzo di Manfredotti che non arriva sulla palla. Nel frattempo però c'è il ripiegamento difensivo da parte di Allò, quindi l'arbitro fa battere in questo momento il calcio d'angolo con Crucitti che crossa al centro all'indirizzo e c'è calcio di rigore per il San Luca. Fischia l'arbitro, parte Crucitti, la sua rincorsa, il sinistro e viene spiazzato Della Valle per il vantaggio del San Luca. Castagna apre tutto all'indirizzo di Romano, ancora Romano, alza la testa, prova il cross, rientra dentro al campo, bello il dribbling su Sidibe, Maranzino, palla sul sinistro, allarga bene all'indirizzo di Elefante, anzi no, di Marino che mette giù col sinistro, cross al centro, Manfredotti! E c'è il pareggio del Portici che la agguanta con Manfredotti che dà un segnale alla tribuna e rimette il risultato in parità. Fischia adesso alla fine Portici 1, San Luca 1. È andata male invece alla Biancavilla perché insomma una sconfitta 3-2 contro il Real Aversa 1925 fa sì che la squadra di Cozza non riesce a scrollarsi di dosso una posizione certamente un po' ingombrante in classifica. Eh sì, anche lì c'è stato il cambio dell'allenatore in corsa dopo poco, adesso è subentrato da qualche settimana Cozza, ha raccolto un successo all'esordio, adesso chiaramente poi non è che cambi l'allenatore e le vinci tutte, quindi poi ti devi tuffare nella realtà del campionato, finito l'effetto entusiasmo, no, del cambio allenatore, poi bisogna capire anche quali sono i reali mezzi di una squadra. Per Paolo, cambiare allenatore a poche ore quasi dall'inizio della stagione, della prima giornata, un po' lascia spiazzati, soprattutto anche la squadra che comunque deve poi metabolizzare questo cambiamento. Ma questo nasce dalla possibilità dell'allenatore di poter trovare un'altra sistemazione se non mette piede in panchina entro la prima giornata di campionato. Certo. Quindi giustamente se ci sono situazioni poco chiare, io credo che un allenatore faccia bene a fare un passo indietro. Condivido. Nel momento in cui ancora può farlo per non rimanere vincolato tutto l'anno. E ormai sono situazioni queste che si verificano in moltissime piazze, non soltanto nella Serie D. Vedremo cosa succederà la settimana prossima per il Biancavilla che giocherà in casa contro l'FC Lamezia Terme. A conclusione di questo girone vogliamo dire che comunque la squadra della Cavese sulla carta sembrerebbe la più titolata per vincere questo girone? No. Perché sono in molti a dirlo, eh? No, è sicuramente una squadra, diciamo, che ha le qualità, che ha i mezzi, ok? Però, come ti dicevo, io aspetto sempre i primi 2 mesi e mezzo, 3 mesi di campionato in Serie D, perché tante realtà che partono bene poi finiscono la benzina, legacy, denari o quant'altro, e quindi bisogna aspettare sempre un po'. Il campionato di Serie D è un pochino complicato. Però in questo terzetto di testa troviamo questa Gelbison che l'anno scorso comunque aveva fatto bene, è arrivata ai playoff tra la sorpresa generale, allenata tra l'altro dall'attuale allenatore della Cavese. Quindi un organico che si è stabilizzato e forse è materialmente forse più pronto rispetto a tante altre squadre. Sicuramente è un esempio, no? Poi il tempo dirà quanto lungimirante di programmazione. In questo momento raccoglie quanto ha seminato, insieme alle altre 2 campane riempiono il podio di questa Serie D fino al momento. Peraltro insomma le campane sono sempre avversarie temibili da affrontare, soprattutto in trasferta, sia come ambiente. Perdono qualcosa però di contro quando vanno loro a giocare in trasferta. È vero. Una battuta finale su questo girone la voglio dedicare al Troina che attualmente è a -6, certamente ardua impresa da fare per salvare appunto la stagione. È una situazione complicata, mi piacerebbe da tecnico, da sportivo che comunque il Troina non mollasse, ecco, sarebbe un bel esempio di sport. Poi è guidata da un ottimo allenatore, di grande esperienza, ha anche un discreto organico. Sì. Se riuscirà a togliersi dalla testa il blocco della penalizzazione, secondo me alla lunga potrebbe avere qualche chance per giocarsi la salvezza.
Certo, questo chiaramente lo vedremo a partire dalle prossime partite, come hai detto bene tu, bisogna ancora attendere probabilmente per dare un quadro più definito, non soltanto in questo girone ma in tutti i gironi del campionato di Serie D. Per esempio il Giar è una squadra che per come è stata costruita secondo me potrebbe fare un campionato di vertice, però ha avuto questa falsa partenza che lo costringe a star sotto nella classifica. E quindi a correre. Però come valori sicuramente dovrebbe stare fra le prime 5-6, ecco perché ti dico che 2 mesi e mezzo sono necessari per vedere i reali rapporti di forza fra le squadre in questo torneo. Perfetto, adesso ci fermiamo, brevissimo spazio pubblicitario, tra poco rientriamo in studio e parleremo del campionato di eccellenza. Anche questa domenica tantissimi risultati a sorpresa sia nel girone A che nel girone B, stiamo parlando del campionato di eccellenza e partiamo subito con il girone A. Quinta giornata, eccoli qui i risultati. Parmonval Monreale 1-1, Don Carlo Misilmeri batte Cus Palermo 3-1, Acragas 2018 batte Mazzara 2-0, Castellammare batte Canicattì 1-0, Enna batte Dolce Onorio Marsala 1-0, Profavara batte Nissa 2-0, Casteltermini batte Mazzarese 2 ed infine Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Unitas Sciacca 3-1. Risultati decisamente a sorpresa con una classifica che è un po' rivoluzionata. In testa troviamo adesso la Don Carlo Misilmeri con 12 punti, con 10 punti Nissa, Castellammare, Canicattì, Acragas 2018 e Mazzarese 2, con 7 punti l'Enna ed il Mazzara, con 6 il Profavara, con 5 punti l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, Parmonval e Unitas Sciacca, con 4 il Casteltermini, con 3 punti il Cus Palermo, con 2 il Monreale, ultimo in classifica Dolce Onorio Marsala con 1 punto. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 17 di ottobre, questi gli incontri: Cus Palermo Canicattì, Castellammare Mazzarese 2, Casteltermini Parmonval, Dolce Onorio Marsala Unitas Sciacca, Mazzara Enna, Monreale Acragas 2018, Oratorio San Ciro e San Giorgio Nissa ed infine Profavara Don Carlo Misilmeri. È stata sicuramente una domenica che ha rivoluzionato in un certo senso alcuni equilibri di questo girone A del campionato di eccellenza. Intanto puntiamo subito su questa sconfitta interna nei confronti di un Castellammare che vincendo ritorna in auge, un Castellammare che nelle prime giornate aveva dimostrato di essere una grande forza, è andato a vincere a Canicattì che è un campo difficilissimo. È un campo difficile e il fattore esterno nel girone A è sempre, diciamo, un fattore da tenere in debita considerazione, perché le trasferte sono belle toste e complicate. È una squadra che secondo me ha le potenzialità per stare su. In classifica vedo un po' tardato l'Enna, ma con un po' deve recuperare una partita. Perché deve recuperare una partita e ha costruito un'ottima squadra, sicuramente anche l'Enna dirà la sua, e poi Don Carlo Misilmeri è un'altra realtà che ha testimoniato anche con diciamo, l'acquisto di Concialdi avvenuto in settimana, Concialdi del Giarre, che vuole stare lassù e ci vuole stare fino alla fine.
Le squadre che stanno investendo in questo girone sono tante, non dimentichiamo l'Agragas, non dimentichiamo la Nissa, certo. Sono tutte società che hanno fatto grossi investimenti per riuscire ad approdare in Serie D, però non ci riuscirà alla fine soltanto una. L'altra potrebbe altre tentare sarà... il percorso lunghissimo sia della Coppa oppure dei playoff. La Coppa Ettore in eccellenza è veramente un terno all'otto, una strada difficilissima, quindi quello che resta è la vittoria del campionato, però al momento anche qui, cioè fra Enna, Nissa, Agragas, Don Carlo Misilmeri, il Castellammare stesso, Mazzarese, ci sono tantissime realtà che potrebbero, per gli organici che hanno l'organizzazione e gli investimenti fatti, puntare al primo posto, quindi bisognerà attendere. Anche qui diverse società piangeranno, fra virgolette, lacrime amare per i soldi investiti e per non essere riusciti poi a portare a casa una però fa promozione. Parte del gioco, insomma. Assolutamente. Ci guardiamo il servizio della vittoria fuori casa appunto del Castellammare 1-0 contro il Canicattì. Fischia il signor Giuseppe Mattaceraso di Messina, assistente Parisano di Agrigento e Bensorte di Trapani. Partiamo col film del primo tempo. La prima occasione arriva al 10° con Iraci che calcia dalla lunga distanza in bocca al portiere Di Paola. Al 12° da corner si fanno vedere gli ospiti, la respinta di Aruscia che riesce a tenere a galla i suoi. 13° ripartenza, il lancio per Gueye, la risposta del portiere molto bravo a evitare il gol dell'1-0 del Canicattì che ci riprova al 16° con il tentativo da parte di Prividera che batte velocemente un corner, la conclusione però si perde alta. Canicattì che si affida allora all'estero di Benny Raci che riceve il pallone, cerca il cross dentro, attenzione alla difesa del Castellammare che respinge bene il tentativo biancorosso. Arriviamo al 41° fraseggio tra Di Mercurio e Iezzi, il pallone viene però fermato sul più bello dal portiere e dalla difesa del Castellammare. Finisce il primo tempo 0-0 tra Canicattì e Castellammare al comunale di Campofranco, occasioni da una parte e dall'altra, ma fin qui regge l'equilibrio. Siamo pronti a raccontarvi della seconda parte di gara che si apre al 47°, ancora una volta con i padroni di casa a provarci. Gueye trova Iezzi tra le linee, fa partire il destro totalmente da dimenticare, pallone che si spegne sul fondo. Al 57° cross di Tedesco che viene ribattuto, Gueye mette dentro, Iezzi non riesce a colpire bene, la sfera termina fuori. Arriviamo al 58°, ancora i locali in avanti con Cadernicchia, il pallone viene bloccato in due tempi da Di Paola. 61° il neoentrato Garufo per Iezzi, al 71° entra Gradito al posto di Cadernicchia. 84° però il Castellammare ci prova in avanti e trova il gol con Vassallo, rischia la beffa finale il Canicattì proprio a 6 dalla fine, penetrata dalla girata del giocatore del Castellammare. All'86° gli ospiti hanno preso coraggio e con Maltese cercano ancora il gol, anzi lo troverebbero perché il pallone finisce in porta dopo la deviazione di Aruscia, ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco. All'88° invece sfiora per centimetri pettinato il gol del possibile pari, esce Morana, entra Pitanza al 90°, ma non c'è più tempo per il Canicattì che esce con 0 punti dal Campofranco in questa sfida. Vince infatti il Castellammare trascinato all'84° da Davide Vassallo. Biancorossi che scivolano al secondo posto in classifica. Adesso la capolista è la Don Carlo Misilmeri. Però noi non siamo stati brillanti come le altre partite. Purtroppo poi su un calcio piazzato abbiamo preso gol. Una partita che secondo me poteva finire benissimo in pareggio, anche se noi abbiamo sbagliato qualche gol sotto porta, però pazienza, dobbiamo rimboccarci le maniche immediatamente e pensare subito alla prossima. Ripeto, abbiamo fatto un passo indietro, dobbiamo prenderci le responsabilità, in primis io, e dobbiamo cercare di subito, immediatamente, dimenticare questa prestazione e pensare subito da martedì alla prossima. È mancato l'ultimo passaggio, è mancato tra virgolette, il primo tempo, il coraggio di cercare di giochicchiare a calcio, e poi quando l'abbiamo fatto siamo arrivati in porta e poi non siamo stati lucidi a metterla dentro. A volte cambiare atteggiamento paga. Io avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita di questo tipo con un atteggiamento più guardingo. Abbiamo sofferto in effetti, però va bene pure così. Saperle portare a casa, sapere soffrire è sinonimo che stiamo
cominciando a costruire qualcosa di importante secondo me. Si sapeva anche che il Caricattì è una squadra molto buona e ha confermato tutto quanto avevo già visto nelle immagini. Devo dire che non è mancato quel pizzico di fortuna che ci è mancato domenica, e però ripeto, gli atteggiamenti a volte vengono premiati e credo che il risultato abbia premiato l'atteggiamento della squadra. Altra sconfitta un po' inaspettata, ma diamo merito comunque al Pro Favara della Nissa. 2-0, una caduta veramente che nessuno poteva immaginare. La scorsa settimana abbiamo avuto ospite sia l'allenatore che il presidente della Nissa, grande entusiasmo, forse adesso un piccolo ridimensionamento che probabilmente serve per tutto l'ambiente, anche se, ad essere sincero, sia l'allenatore che il presidente hanno sempre buttato acqua sul fuoco, perché si è consci, come detto anche tu poc'anzi, che il campionato è tortuoso, difficoltoso e soprattutto lunghissimo. Però è anche vero che se ti chiami Nissa puoi buttare acqua sul fuoco finché vuoi, e giustamente dall'interno fanno bene sia il presidente che il mister Bognanni, però è chiaro che insomma ci si aspetta dopo la passata stagione che questo sia l'anno della Nissa. Non è detto che è la prima sconfitta stagionale, esatto, in fondo, E poi parliamo della prima sconfitta stagionale. Fin qui il percorso della Nissa è stato molto regolare e netto, e come dicevi tu, che ne sai di calcio, una sconfitta a volte è meglio di una vittoria, specialmente se arriva adesso che la classifica è corta, è irrimediabile e ti può lasciare degli insegnamenti che puoi sfruttare durante l'arco della stagione. Guardiamo le immagini di questa vittoria fuori casa del Pro Favara 2-0 a Caltanissetta. Fischietto affidato al signor Vazzano di Catania, assistenti Etnei, Conticello e Rubino. Passiamo al film del primo tempo. Dopo 7 minuti, rete annullata alla Nissa, insacca tosto, ma è tutto fermo per presunta posizione di fuorigioco del difensore di mister Bognanni. All'11esimo, ancora in avanti i padroni di casa con lancio lungo di Ilario, la ricerca di Retucci in area di rigore, il pallone rimbalza e colpisce la traversa. Insidioso tentativo da parte dei giallorossi al Tomaselli, poi al 34esimo rilancio di Sendine che inavvertitamente serve Prestia, calcia di prima intenzione ma la sfera termina al lato. Al 36esimo Retucci per Ilario che si accentra, fa partire il destro, pallone a fil di palo, incredibile la quantità di occasioni per la Nissa, ma al 40esimo passa Uè, tiro cross in area, King gira sul palo, Pro Favara che si sveglia improvvisamente e per poco non trova il gol del possibile 0-1, cambi per la Nissa, invece esce Santa Maria, dentro Conti sulla punizione che ne segue, il Pro Favara cerca ancora di rendersi pericoloso in area di rigore, c'è un rimpallo, fallo con la mano decretato dal direttore di gara per questo intervento di Retucci e conseguente calcio di rigore per gli ospiti. Al 44esimo, prima che si possa battere la massima punizione, continua con i cambi mister Bognanni, dentro Seccan per lo stesso Retucci. Al minuto 44 dal dischetto si presenta Passaue che batte il portiere e fa 0-1. Il Pro Favara sblocca il risultato proprio nel finale con un calcio di rigore dell'ex Giarre Passaue. Di lì a poco terminerà il primo tempo al Marco Tomaselli e il risultato è cambiato da pochi minuti, 0-1 per il Pro Favara. È sotto la compagine di mister Bognanni che vorrà nel secondo tempo cercare di cambiare marcia. Passiamo allora al film della ripresa che si apre al 55esimo, calcio d'angolo per il Pro Favara che cerca invece il raddoppio, il pallone arriva sulla testa di Marino a centimetri dal 2-0. La formazione ospite, serve ancora un cambio al 70esimo per la Nissa, dentro Priola in luogo di Prestia, Nissa che spinge a 10 dalla fine, c'è un calcio di punizione e viene affidato al destro di Montalbano, il tracciante finisce proprio lì al centro dove c'è un tocco possibilmente irregolare, proteste da parte della Nissa, ma per il direttore di gara è tutto ok, resta qualche dubbio, passano 6 minuti e c'è una ripartenza per il Pro Favara guidata da Bossa che serve Passaue, c'è spazio sulla sinistra, attenzione al contropiede, il pallone termina ancora sui piedi
piedi di Fabio Bossa che carica il destro e lo mette all'angolino basso. 0-2 per il Pro Favara, la rete dell'ex Messina e dell'ex Marina di Ragusa. Fabio Bossa adesso in discesa nettamente la partita per il Pro Favara al minuto 90, ultima occasione della partita per l'Anissa che cerca quantomeno il gol dell'1-2, lancio di tosto per Madera che scatta sul filo del fuorigioco, prova a saltare il portiere, sbaglia il controllo e mette sul fondo. Triplice fischio al Marco Tomaselli di Caltanissetta. Finisce così la quinta giornata del campionato di eccellenza con l'Anissa che rimedia la sconfitta interna contro il Pro Favara, che riesce a trovare la vittoria grazie alle reti prima di Passaue al 44esimo e di Fabio Bossa al minuto 86. È tutto allora, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. È stata una partita non sufficiente, il risultato lo testimonia, ma anche la prestazione non è stata all'altezza. Veniamo da 7 partite, una più difficile dell'altra, c'è stato un tour de force, ma questo non deve essere una scusante perché noi dobbiamo giocare meglio, fare meglio, dare l'anima di più. Per quanto riguarda la sconfitta di oggi, io mi assumo tutte le responsabilità. L'importante è che i ragazzi stiano tranquilli, lavorano tranquilli come hanno fatto fino adesso. Le colpe di tutte sono mie, già da domani che riprendiamo a lavorare, visto che mercoledì andiamo a giocare una partita di Coppa a Fara di ritorno, analizzeremo le cose e cercheremo di farci trovare già pronti da mercoledì. I problemi noi ci lavoriamo ogni giorno dentro il campo e lo vediamo, il campo non è in ottime condizioni. Questo facilita le squadre che vengono qui a chiudersi e noi che dobbiamo proporre il gioco, dobbiamo cercare di attaccare, rallenta i tempi di gioco, la palla per essere pulita ha bisogno di 2 o 3 tocchi, quindi perdiamo sempre e ci allunghiamo dentro il campo. Questo però non deve essere una scusante, oggi abbiamo perso in casa, già da domani lavoreremo su questa cosa, ripeto, le colpe di tutte sono mie, vuol dire che io e il mio staff non abbiamo preparato bene la gara, vuol dire che durante la settimana non siamo stati bravi a far capire alla squadra che questa è una partita importante. Mi assumo tutte le colpe, ripartiamo, non eravamo campioni prima, che eravamo primi in classifica, ora ho visto la classifica, siamo ancora secondi, dobbiamo ripartire da lì, ripeto, le colpe sono mie, sono del mio staff, non l'abbiamo preparata abbastanza bene, i ragazzi devono pensare già da domani a dare il massimo, sia agli allenamenti che alla partita, e dobbiamo subito dimostrare mercoledì che abbiamo gli attributi. Altra sorpresa, la sconfitta interna della Mazarese .2, addirittura che cade in casa contro il Casteltermini, che certamente insomma, navigava e naviga ancora tuttora nelle zone basse di questo girone A, a dimostrazione che veramente l'equilibrio spesso e volentieri è basilare in questa prima fase della stagione. Ma sai, questa è anche una fase della stagione dove si prova a giocare in un certo modo. E le squadre che hanno organici di rilievo provano a giocare in un certo modo. Poi si entrerà nella fase della stagione in cui i punti incominceranno a diventare pesanti e magari si può sacrificare qualche buona giocata, qualche buona trama di gioco in nome chiaramente di un risultato positivo. Quindi questi risultati a sorpresa li leggo sotto quest'ottica qui. E quest'ottica tra Mazzara e Mazzarese .2 nello stesso girone, nella stessa categoria, un po', non dico che ci sorprende perché è capitato anche in altre stagioni che piccole realtà hanno una doppia realtà calcistica. Ma senza andare tanto lontano, anche l'anno scorso l'FC Messina e l'ACR Messina che si sono contesi il campionato, cioè immaginate se queste due società fossero riuscite ad unire le forze, non avrebbero magari dovuto spendere tutti i soldi che hanno speso per arrivare in Lega Pro e adesso insomma avrebbero anche più forza economicamente in Lega Pro. Sono un po' le storture, no, di questo calcio, è assurdo. Beh, che... sono le storture, io direi, del calcio dilettantistico, sì, perché ci può anche stare le rivalità all'interno di un piccolo centro. Ma per carità, però non sono più, non siamo a 30 anni fa, dove c'erano anche altri soldi, altri introiti economici. Adesso le società vivono dell'iniziativa dei privati sostanzialmente ed è un peccato che Mazzara, che è una grande città, ma non è una città immensa, abbia addirittura 2 squadre in eccellenza e l'una tolga risorse all'altra. È vero. E parliamo adesso di questa Enna di Sebi Catania che deve ancora recuperare una partita, 7 punti in classifica, potenzialmente potrebbe arrivare a 10 e quindi è lì. Sta lì come è giusto che sia, un organico anche questo importante, costruito per fare il salto di categoria
e quindi non mi sorprende, insomma, che sia a questo punto. Il problema dei recuperi delle partite con il discorso del Covid, quello può essere un fattore determinante alla fine della stagione. Sì. Vedi il caso nel girone B dell'AC Sant'Antonio, Sì. che è stato martoriato da questo 3 discorso partite ferme. e adesso si trova a rincorrere e giustamente con fatica, perché poi entra anche una problematica di natura mentale. Vedi le altre squadre che prendono punti, vanno sempre più turesti, lì non Anche puoi perché nemmeno parliamo giocare. di dilettanti, durante il corso della settimana molti fanno altro nella vita e quindi giustamente trovare l'equilibrio mentale per potersi poi dopo mettersi in gioco nella Sai, partita quando del vedi mercoledì. quella casellina 0, anche se tu non hai giocato, però quella casellina 0 lì mentalmente può essere Non un aiuta, problema. non aiuta, non aiuta. È andata bene all'Acragas di Giuseppe Anastasi, 2-0 contro l'altra squadra di Mazzara, dimostrazione che la squadra agrigentina con i suoi 10 punti vorrà dire sicuramente la sua in questa stagione. E dico, non potrà fare che questo, insomma, anche se c'è stata molta confusione di inizio anno a livello societario e questo sicuramente non ha giovato. Il Però mister è partito un po' in ritardo rispetto a tante altre squadre. È arrivato dopo, insomma, quindi è arrivato dopo in un secondo momento. La società si sta ancora assestando, ora sembra che abbia trovato finalmente un equilibrio, perché poi chiaramente queste cose, vuoi o non vuoi, incidono sull'organico e anche sui risultati che deve Anche se però l'organico dell'Acragas insomma annovera alcuni giocatori sicuramente di categoria superiore e che quindi mentalmente sono pronti in qualsiasi momento a dare il massimo. Ma devo dirti che questo può essere vero, ma può essere vero anche il contrario. La disabitudine a trovarsi in mezzo a certe situazioni fra i dilettanti può non consentire a questi giocatori, che dovrebbero portare una cifra tecnica superiore, a dare quello che possono dare. L'Oratorio San Ciri e San Giorgio torna dal difficile campo di Sciacca con una vittoria. Complimenti alla squadra palermitana, un 3-1 contro l'Unitas Sciacca, che addirittura la settimana precedente aveva fermato in casa la Nissa. I risultati non continui confermano che comunque ogni partita è un ternallotto. Lo so, siamo in una fase di assestamento, giustamente, dove le varie realtà mettono in campo la propria forza per capire anche che tipo di stagione si può fare. Parlo chiaramente delle società di medio-alta classifica, non di quelle già deputate alla vittoria del torneo. E poi, insomma, ne accennavamo poc'anzi, le situazioni Covid, partite che possono durante l'arco dell'anno, diciamo, non disputarsi per poi andarsi a recuperare in altri momenti. Questo può essere un fattore, ti ripeto, ma in tutti i campionati. Tra l'altro a Sciacca c'è voglia di ritornare insomma, ad assaporare un calcio più intenso, perché è una piazza da 3.000 persone a domenica potenzialmente. È una piazza molto calda, dalla grande partecipazione di pubblico, è una città che spinge la squadra storicamente. E adesso si trova in questa categoria, ma ha fatto anche categorie superiori. Per molti anni la Serie D. Esatto, e credo che sia un bene per il calcio siciliano ritrovare questo genere di realtà. Allora voglio parlare un attimo, una battuta veloce sulla Parmoval che pareggia 1-1 con il Monreale. Parmoval che è un po' l'ago della bilancia in questo girone, no? Perché difficile da incontrare. Spesso e volentieri vorrebbero incontrarla a stagione più serena molte squadre, perché è pericolosa, è una mina vagante. Esatto, rappresenta il cosiddetto test match, no? Dove insomma vai a tarare anche le qualità della tua squadra, su una squadra che comunque è molto solida, è molto difficile da affrontare. Da prendere sempre con le pinze. Magari non bellissima a vedersi, però insomma farà il suo campionato. Io direi che è la classica squadra del campionato di eccellenza, proprio a questi crismi che completi. Con le squadre più tecniche durante la stagione alle squadre più tecniche può riservare qualche brutta sorpresina. Non ha invece riservato nessuna sorpresa questo Don Carlo Misilmeri, ne abbiamo parlato proprio in apertura, liquida con un perentorio 3-1 il CUS Palermo e conferma in questo momento che il lavoro dirigenziale e anche il lavoro tecnico dell'allenatore Utro, che è entrato in corsa, è sicuramente ben chiaro.
Salvo è un allenatore preparato e bravo, lo stimo molto e non avevo dubbi che avrebbe fatto bene lì. Tra l'altro, calando di categoria, si è calato lui nella mentalità. Però Utro parte insomma dal basso, è uno che ha vinto la promozione, ha vinto l'eccellenza, insomma è partito dalla promozione, certo. E quindi pieno merito a lui, non avevo dubbi che avrebbe fatto bene e sta coinvolgendo in questo entusiasmo anche la società, che appunto acquisendo Concialdi, che secondo me è un giocatore che veramente fuori target. Per tutte le stagioni, tra l'altro. Ma perché è un giocatore che se si accende all'improvviso ti può risolvere una partita, anche la più complicata, e quindi è un lusso averlo, e il fatto che ce l'abbiano loro testimonia che vogliono fare un campionato diverso. Tra l'altro voglio anche ricordare che Pierino Concialdi ha vinto per 2 anni di seguito i Penalty Awards, l'anno scorso con il Giarre e 2 anni prima con il Città di Sant'Agata, pertanto è veramente un giocatore che ti fa la differenza nel campionato di eccellenza. Chi lo acquista, in questo caso complimenti alla Don Carlo Missilmeri, sicuramente dalla sua c'ha una forza ed un potenziale non di poco conto. Assolutamente, è un giocatore che sposta gli equilibri, ma questo lo fa in qualsiasi categoria per il tipo di giocatore che è. È vero. Bene, voltiamo pagina, adesso parliamo del girone B. Anche in questo girone qualche sorpresa, soprattutto il pareggio interno del Ragusa e la nuova prima in classifica, ovvero l'Igea 1946. Guardiamo i risultati. Città di Taormina batte AC Sant'Antonio 4-0, Igea 1946 batte AC Catena 1-0, Carlentini batte Città di Viagrande 2-1. Rinviata per impraticabilità del campo la partita Leonzio 1909 Atletico Catania, Nebros Santa Croce 3-0, Ragusa Città di Siracusa 1-1, Real Siracusa Belvedere batte Virtus Ispica 2020 3-1 ed infine Sport Club Palazzolo Ionica FC 0-0. Come avevo detto qualche istante fa, in classifica troviamo in questo momento in testa l'Igea 1946 con 15 punti, con 13 il Ragusa Calcio, con 12 Città di Taormina e Carlentini, 10 per la Ionica FC, 9 punti per Real Siracusa Belvedere e Nebros. Con 6 punti la Cicatena, la Leonzio 1909, con 5 la Virtus Ispica 2020, con 4 l'SC Palazzolo, 2 punti per il Città di Siracusa, 1 punto per il Santa Croce, 0 punti per Città di Viagrande, AC Sant'Antonio e Atletico Catania. Si giocherà naturalmente anche in questa occasione domenica prossima la 6ª giornata, gli incontri saranno Virtus Ispica 2020 Città di Taormina, AC Sant'Antonio Leonzio, Atletico Catania Ragusa, Carlentini Palazzolo, Città di Siracusa Nebros, Igea 1946 Real Siracusa Belvedere, Ionica FC AC Catena ed infine Santa Croce Città di Viagrande. Un'Igea 1946 che recuperando nell'infrasettimanale i 3 punti, con questi ennesimi 3 punti di questa domenica, balza, credo anche abbastanza meritatamente, al primo posto. È una realtà diciamo, che affronta questo torneo con il chiaro intento di vincere il girone e quindi accede alla Serie D. È la volta buona perché da qualche anno che sta cercando insomma, di vincerlo questo girone di eccellenza, però poi qualche cosa non va per il verso giusto. Sono stati, è vero questo, ma sono stati anche 2 anni un po' particolari e comunque è una squadra che mi sembra aver acquisito quel cinismo necessario anche per stare in testa alla classifica. Quando può vincere una partita anche 1-0 si accontenta. Si accontenta, cerca di non prendere gol, di portarsi 3 punti a casa, e questo per una squadra che vuole vincere un campionato è fondamentale. Poi un giocatore come Isgro, che fino a 2 anni fa giocava in Lega Pro, insomma è un lusso. Trascinata anche in questa stagione da Assenzio. Assolutamente, altro giocatore storico del messinese che è un giocatore che ha fatto carriera in ben altre categorie. Guardiamoci il servizio, vittoria appunto dell'Igea 1-0 contro la Cicatena di Vittorio Iemma.
Incitati dai propri tifosi presenti come sempre a seguito della squadra, i giallorossi approcciano bene al match e al 18esimo reclamano un calcio di rigore per un tocco di mano in aria sul tiro di Incatasciato. L'arbitro lascia giocare. I barcellonesi insistono provandoci per altre 3 volte, prima con la Spada, il cui tiro da posizione favorevole si perde sul fondo, poi con Pavisic che manda sulla traversa dagli sviluppi di angolo e infine con Lucarelli, la cui punizione non c'entra la porta per centimetri. Al 39esimo il centravanti dell'Igea Pavisic in un contrasto si fa male alla caviglia ed è costretto a lasciare il campo. Nonostante ciò, nella ripresa l'Igea la sblocca al minuto 72 quando il neo entrato De Zan risolve una mischia sugli sviluppi di corner e col destro mette il pallone alle spalle di Tabascio, facendo così Acicatena 0 Igea 1. Per il difensore argentino è la prima rete in maglia giallorossa. I barcellonesi provano a chiudere i conti e 5 minuti dopo il sinistro dal limite di Sgro trova la pronta risposta in tuffo di Tabascio. I giallorossi spingono ancora in pieno recupero, solo il palo nega a Giovanni De Marco la gioia del raddoppio. Il classe 2001 non riesce a fare meglio nemmeno al 95esimo, facendosi respingere da Tabascio. La conclusione è ravvicinata. Vince 1-0 l'Igea che vola solitaria in testa al campionato con 15 punti. Ritorna alla vittoria il Carlentini, 2-1 in casa del Via Grande e si ritorna un po' ad assaporare questa zona altissima della classifica. Sì, dopo il passo falso della settimana scorsa. In casa tra l'altro. Tra l'altro in casa, a Scordia giocavano. Hanno ripreso il cammino, insomma Natale Serafino è un allenatore abbastanza navigato. Conosce bene la categoria. Conosce bene la categoria. Poi conosce bene la categoria. Gli è stata allestita una squadra che secondo me al di là insomma, di quello che si possa pensare, secondo me è una squadra che deve ambire alla vittoria finale. Ma secondo te si sente un po' Leonzio il Carlentini? Si sente la nuova Leonzio? Mi dispiace, ma di Leonzio ce n'è sempre solo uno. Lo sappiamo, lo sappiamo. Certamente però ha voglia il presidente Vinci di, di avere... È un dirigente serio, lungimirante, un dirigente competente, che ha creato attorno a sé un gruppo di lavoro altrettanto competente e quindi era inevitabile che nel tempo poi riuscissero a ottenere questo genere di risultati. Ha fatto le cose sempre gradualmente, in maniera intelligente e oggi con pieno merito si gode i frutti di quello che è anche e soprattutto il suo lavoro. Guardiamoci l'intervista post partita proprio di Natale Serafino. Diciamo che la partita era chiara, non si poteva venire qua a pasteggiare, questo è un campo difficile sia per quanto riguarda la struttura, insomma, ma anche e soprattutto per la squadra avversaria che aveva bisogno di punti. Il primo tempo è stato un po' strano perché ci siamo abbassati un po' troppo, non abbiamo giocato la palla di solito come se siamo bravi noi a farlo, non abbiamo palleggiato, siamo andati un po' in difficoltà perché eravamo troppo bassi e su una disattenzione poi è nato il gol loro. Nel secondo tempo i ragazzi insomma, hanno costruito la vittoria in maniera netta, mettendo in campo tutte le qualità che hanno. Si è alzato un po' quello che è il baricentro nostro, insomma il palleggio era più fluido e ci sono stati 2 gol di ottima fattura. Devo fare i complimenti per quello che hanno fatto il secondo tempo, soprattutto che hanno dimostrato veramente che la qualità di questa squadra. Continua la marcia positiva della città di Taormina, ma ahimè questa volta nei confronti di un Aci Sant'Antonio che senza scampo torna a casa con una sconfitta pesante, 4-0. La squadra sicuramente del Taormina ha perso solo una partita, è presente nella zona altissima di questo girone B del campionato di eccellenza. Io credo che sia forse la squadra che più di tante altre può ambire. Guarda, la classifica del girone B rispecchia quello che secondo me sono i valori. Forse ha tardato, ma non a caso, il Città di Siracusa, però credo che poi la classifica rispecchi pienamente quelli che sono i valori. Il Taormina ci sta che stia lì su, basta vedere i giocatori che ha acquisito durante la campagna, il mercato di quest'estate. Quindi
era inevitabile che stesse. E poi è un allenatore giovane che vuole arrivare. Sì, non ho mai avuto il piacere di vederlo lavorare, però me ne parlano bene, poi un allenatore giovane che fa bene, insomma, porta entusiasmo. Mi spiace per l'ACI Sant'Antonio, però il discorso che facevamo poc'anzi. Soffrirà recuperando queste 3 partite? Perché partendo ad handicap, con questo fermo forzato che ha avuto per via del Covid, insomma la condizione fisica in questa categoria già incomincia a diventare importante, proprio come fattore determinante nelle partite. Ancora in promozione puoi nascondere un ritardo di condizione atletica, in eccellenza è difficile perché i ritmi sono belli tosti ed elevati. E poi se ci metti anche che devi recuperare la partita di mercoledì... È chiaro, io quello che mi auguro per l'ACI Sant'Antonio, che è una squadra del nostro comprensore, è che il lavoro che sta facendo Santopalma, che è un lavoro instancabile, anche certosino, perché è andato a prendere dei giovani che secondo me sono di assoluto valore. Trovando la quadratura e passando questo momento difficile, secondo me la Sant'Antonio ha un organico che può farcela, con cui può raggiungere la salvezza tranquillamente. Guardiamoci gli highlights. 4-0 del Città di Taormina contro l'ACI Sant'Antonio. Quinta giornata di campionato al Bacigalupo di Taormina, si affrontano Città di Taormina e ACI Sant'Antonio. Trovato Salvo Strano, la gira verso Ancione, di prima intenzione verso Famà, destro potente, palla però alta sulla traversa. Strano dialoga con Ancione, entra in aria, affonda il tackle di Pasquale del calcio di rigore, intervento netto sull'uomo del difensore dell'ACI Sant'Antonio. Famà dal dischetto non sbaglia. Pantano, Ancione di prima intenzione, Famà la fa scorrere verso Strano, fermato dal numero 5 Rosario Leo, prosegue Famà, palla dentro, la tocca Talotta, la palla si impenna, poi sbatte sulla parte alta della traversa e finisce in corner. Ancione dentro su Strano, Urso al volo, palla deviata e calcio d'angolo per il Città di Taormina. Ancione, il gol di Angelo Strano. Palermo la spizza verso Aleo, il sinistro dalla lunghissima distanza, c'è Cirnigliaro. Urso, palla dentro, Famà in precario equilibrio, ci prova con l'esterno. Pantano che prende in velocità il numero 13 Nicotra. Sprinta Pantano, palla arretrata, Famà! 3-0 per il Città di Taormina, la doppietta per Charlie Famà, che celebra al meglio il compleanno festeggiato nella giornata di venerdì. Aleo centra col destro, vola Cirnigliaro, gran parata del portiere delle Città di Taormina, ex di turno, una smanacciata in calcio d'angolo, rovesciata di Ramella, c'è ancora Cirnigliaro, poi fuori gioco. Petrullo si centra, arretrato, Angelo Strano col sinistro, il secondo palo, sbuca Nicolosi col piatto. Quarto gol del Città di Taormina, il primo in stagione per il terzino destro classe 2001. E finisce qui. Città di Taormina batte 4-0 l'ACI Sant'Antonio e sale a quota 12 in classifica. Poc'anzi parlavamo del Città di Siracusa, insomma, inizio non dico disastroso, ma certamente non da Siracusa. Adesso Mascara deve fare lavoro doppio, deve recuperare punti, deve resettare anche un po' il quadro tecnico di questa squadra. Forse dalla Città di Siracusa ci si aspettava un'organizzazione migliore proprio ad inizio stagione. Hai ragione, ecco, la classifica anche in questo caso rispecchia le difficoltà che ha avuto la società ad, diciamo, a approntare uno start adeguato, no? Ripensamenti, cambio allenatore, insomma situazioni particolari. Adesso lì si confida in quello che può essere il lavoro di Peppe Mascara, che speriamo per il Siracusa possa portare dei frutti, perché chiaramente non fa piacere vedere il Siracusa attardato così tanto in classifica, ma già il punto di oggi mostra dei segnali di ripresa.
Un punto conquistato in casa di quella che era precedentemente a questa domenica la squadra prima in classifica, ovvero il Ragusa Calcio. Mister Raciti conferma che comunque il suo entourage è solido, come del resto anche la società, gli obiettivi sono chiari. Adesso bisogna soltanto stare tranquilli perché si può anche pareggiare una partita, guarda caso, contro il Città di Siracusa. Dico, sono sempre scontri fra società blasonate, al di là delle posizioni in classifica che occupano al momento, quindi ci può assolutamente stare. Il Ragusa di Mister Raciti è un'altra squadra che ha investito bene le sue risorse, ha costruito una squadra che deve provare ad ambire al salto di categoria, e poi è supportata anche da Graziano Strano, che a livello dirigenziale insomma può sicuramente con la sua esperienza dare quel quid in più che a una piazza come Ragusa serve per provare a vincere. Voglio essere un po' cattivello e ti faccio la domanda sulla Leonzio 1909, perché ad inizio stagione insomma era quasi fatta, dovevi essere tu l'allenatore, e poi che cosa è successo? È arrivato giustamente anche con grande merito Mister Coppa, non hai trovato sintonia con i progetti della società lentinese? Sì, sostanzialmente in alcuni punti che io come allenatore ritengo fondamentali le nostre vedute un po' divergevano, e quindi ho preferito per me stesso, ma anche per l'affetto che ho nei confronti sappiamo il tuo passato proprio al Lentini. Per l'affetto che ho nei confronti di questa società e di questa maglia ho preferito fare un passo indietro, e l'indomani ho subito chiamato Marco Coppa per augurargli in bocca al lupo, perché ci tengo sempre che la Leonzio, a prescindere, faccia sempre bene e faccia dei campionati di livello. Tra l'altro, insomma, con la Leonzio hai fatto anche una panchina da professionista, no? Tu Sì, sei già un allenatore professionista, sì. Farlo con un tesserino da professionista, addirittura a Castellammare, se non sbaglio, contro la Juve è stata una grande soddisfazione anche personale, probabilmente, a prescindere da quello che è stato poi il risultato. No, ma è stato bello, è stata un'esperienza molto bella, il coronare un piccolo sogno che si è avverato, e ritenermi fortunato perché tanti colleghi, anche molto più bravi di me, non hanno avuto questa gioia, ecco. Però poi ovviamente non viviamo di ricordi, però conservo questo momento con grandissimo sentimento e gioia. Immagino. Una battuta veloce anche sull'altra squadra di Siracusa, il Real Siracusa Belvedere, che vince facile contro la Virtus Ispica 3-1, stiamo tra l'altro guardando le immagini in sottofondo, un Real Siracusa Belvedere che forse toglie fiato anche all'altra città di Siracusa, no? L'ennesima situazione di vicinanza un po' strana. Però Siracusa è un capoluogo, ecco, quindi lì è un discorso. Potrebbe anche starci una seconda squadra. Sostanzialmente. Poi Real Siracusa era già una realtà ben organizzata ben prima dell'inizio di questa stagione, quindi ha potuto trarre vantaggio da questa organizzazione. Poi è ben allenata da Danilo Gallo, che è un ragazzo emergente, bravo, e insomma farà un campionato di buon livello secondo me. Perfetto. Abbiamo concluso anche sul campionato di eccellenza ed in modo particolare anche di questo girone B. E adesso linea a Giampaolo Montineri, che saluto ed abbraccio in modo particolare. Ieri c'è stato il debutto del suo nuovo programma televisivo su Web Live TV, tra l'altro sono stato anche ospite, mi hanno coinvolto, tra l'altro io non sono mai stato un giocatore di carte, ma sono stato costretto a cercare insomma di barcamenarmi, ma non è certamente il mio forte. Però come al solito Giampaolo Montineri ha la qualità e la capacità di inventarsi delle trasmissioni originali. Quella appunto di ieri era sicuramente una trasmissione, è sicuramente una trasmissione originale, pertanto un grande in bocca al lupo per questa stagione televisiva di Giampaolo Montineri, che rimane comunque un punto di riferimento anche per la nostra trasmissione penalty. Infatti arriva puntuale il punto di Giampaolo Montineri. Ciao Ettore, ciao Gol TV e rubrica dentro penalty, condotto appunto da Ettore Tortorici, per parlare un po' settimanalmente di quello che accade nel weekend
del calcio dilettantistico, quello siciliano, e soprattutto che abbraccia i 2 gironi di eccellenza, quindi la massima categoria regionale. Una cosa subito all'occhio di questo weekend che è passato: è stata una settimana intensa nel girone A di calciomercato. L'Enna ritorna a giocare e a vincere con un Sebbi Catania che ara il proprio campo, lo traccia, lo segnala. Il gioco della settimana, no? I social, la libertà di espressione. Quando è così mi piace molto, perché diciamo che smembra un po' le tensioni, anzi sarebbe stato sempre giusto così. Non mi piace quando poi invece diventa un altro aspetto, non ci sono i contatti, si tiene tutto bloccato, le pagine non sono aggiornate, i colpi di calciomercato che vengono annunciati poi cancellati per riannunciati. Ecco, diciamo coerenza non dei rapporti, perché con me c'è molta serenità, c'è chi ti piace, chi non piace, quindi, ma c'è chi comunque vuole anche abbracciarti, quindi assolutamente. Però ecco, gli spartiti e i copioni, capisco che teatralmente non siamo pronti ancora, però se siamo degli attori o facciamo i provini, e allora magari non è cosa nostra, oppure prendiamo giustamente e li interpretiamo, non li facciamo sempre i nostri copioni che abbiamo dentro un campo di calcio, diventano una difficoltà. Per il resto grande divertimento questo weekend, soprattutto di calciomercato. Il girone A ha sportellato in questa settimana, diciamo che è stata la settimana di preludio a quella che stiamo vivendo. Sarà la settimana degli ultimi colpi di calciomercato delle squadre di Serie D che svuoteranno l'inizio di ciò che doveva essere e che poi non è, e lo si sta vedendo in Serie D. E allora chi ne approfitta? Ne approfitta la squadra ambiziosa, quella che ha il colpo da poter fare anche mediaticamente per poter attaccare ottobre, novembre e dicembre, perché questo è il momento in cui si fanno i punti in classifica, si raggiunge il primo quid, il primo step di stagione. Certo, questa lungaggine di calciomercato sta uccidendo tutti e indistintamente tutto, perché è come riparare una ruota ormai completamente danneggiata e continua a mettere tip top, paglia, cioè se scoppia, se è ormai usurata è usurata. Se c'è un acquisto sbagliato ci provi a sistemarlo, ma poi anche l'aspetto commerciale, no? Non è sempre adeguato, quindi si continua a rattoppare. La squadra che ha fatto i colpi importanti è stato il Misilmeri, che tra l'altro si trova in testa alla classifica da sola. Questo è quello che in questo girone A di eccellenza viene fuori in questo weekend. Quindi Misilmeri che prende Concialdi, Misilmeri che prende Ferla, l'esterno che aveva vinto il campionato con Settinelli al San Cataldese, un'esperienza durata pochissimo al nord, rientrato in Sicilia perché il ragazzo della provincia di Siracusa, di Canicattini Bagni, ha trovato nel Misilmeri subito l'ancoraggio con Utro, che, devo dire la verità, sta facendo perfettamente appieno il suo dovere, ma ha adesso anche un organico importante, migliorato, consolidato. Quindi il Misilmeri è il momento di questo weekend, è la top squadra, top team, perché appunto si è trovata dentro il primo posto, migliorando molto. Mi ha lasciato un po' perplesso la sconfitta del Canicattivi, devo dire la verità. Non me l'aspettavo, ecco, perdendo con il Castellammare in casa. Lì un pochino ho detto: che cosa succede al Canicattivi? Perché anche al Canicattivi hanno svuotato quasi uno spogliatoio, sono andati via 3 giocatori mercoledì importanti, subito acquisiti. Il mercato dell'Akragas ha portato alla vittoria, perché giustamente pareggiare a Marsala non è stato bello anche per loro la settimana scorsa, ma non perché il Marsala è scarso, è perché ci sono sostanziali differenze di organico, e allora in questi campionati la devi dare, lo devi pesare questo aspetto, altrimenti è veramente un problema. E ciò che poi è venuto fuori, la vittoria del Pro Favara con la Nissa in trasferta, dopo che la Nissa la settimana scorsa aveva fatto, ecco, questo è il mese in cui si vanno a sistemare delle cose. Anche la sconfitta dello Sciacca non è normale, perché le caratteristiche dello Sciacca è di una squadra argentina totalmente,
sudamericana, dentro sono 14 se non erro i giocatori, e lì è il carattere, la personalità. Però c'è un aspetto dell'argentino: se l'argentino non è accontentato ti abbandona. Quindi questa sconfitta in casa è pesante, anche perché vanno 800-900 persone allo stadio a Sciacca, cosa che non si racconta, ma è così. Adesso siamo in zona bianca, si aumentano le capienze, lo stadio di Sciacca si riempie a dismisura, c'è passione, e anche, ripeto, c'è il terziario che si sta impegnando a dare luce un'altra volta a questo momento bello dello Sciacca a livello storico nel paese, perché comunque ogni volta è un ciclo nuovo che si apre. Questa è una sconfitta che non passa inosservata, assolutamente, per chi magari non sa e per chi magari sottovaluta l'aspetto degli argentini. Gli argentini, se non vengono accontentati in qualcosa, poi non ti danno, però perché con gli argentini o fai la prestazione o la perdi la partita. Quindi anche perché sono giocatori di caratura, non sono giocatori che incontri facilmente in queste categorie. Quindi di fatto dov'è la problematica? La sconfitta dello Sciacca deve vedere cosa è successo nella preparazione della partita della settimana. Per quanto riguarda il girone B, abbiamo parlato del Messimeri che è in testa al girone A di eccellenza. Anche il girone B ha trovato la sua leader, quindi la capa momentaneamente, o il capo, vedete voi, ed è nella Ligea. Va bene? L'Igea mercoledì ci siamo incontrati una settimana fa quasi, ed è stato piacevolissimo, perché a prescindere dalla pioggia, a prescindere da tutte le problematiche delle regolamentazioni di presenza nello stadio, per me è stato un viaggio bello, perché finalmente ho visto lo stadio, ma ho incontrato Barresi, soggetti che comunque insomma Todar, giornalista, gente che ti voleva incontrare. L'Igea è forte. L'Igea è la squadra di categoria, costruita appositamente su ciò che aveva consolidato, e la squadra anche cattiva dentro, quindi proprio è l'identità della squadra di eccellenza che può andare fino in fondo, e su questo non ci sono dubbi, e si vede comunque per come è formata, ricordando sempre che chi ha vinto i campioni di eccellenza hanno avuto una squadra forte sia in campo, in panchina e nell'organizzazione. Ecco, l'Igea è forte. Il pari del Ragusa al Città Siracusa da un lato potrebbe anche non piacere a Ragusa, poiché squadra imbattuta, però attenzione, c'è un Città di Siracusa che si sta rimodellando, il pareggio esterno ancora con Montagno, figlio del presidente, ma è un ragazzo che, senza essere figlio del presidente, è un ragazzo che può giocare a calcio, è bravo, solo che si devono staccare i cordoni ombelicali per poter dare l'importanza del proprio io, del proprio mettersi in gioco. Il cambio con Mascara ancora non è proprio perfetto nell'entità, arriveranno forse qualche altro giocatore, sono arrivati 2 ragazzi con esperienze diverse, però poi ci sono altri fattori, l'oscuramento della pagina, c'è un caos lì anche a livello di seguito. Ecco, è anche lì una forma di toppa, quindi chi produce online poi si trova sempre, per assurdo, no, a essere un salmone che tende sempre a salire. Però è un pareggio importante, perché forse, anche se la classifica non dice questo, sta pian piano risalendo l'idea di essere una squadra che può stare nelle zone medio-alte di classifica, ma ci vogliono le vittorie adesso. Le vittorie. Per quanto riguarda le partite di ieri, rinviata alle 11 a Catania per il Burrascone, che noi a Mazzarrone, io ero a Mazzarrone, abbiamo sfiorato proprio, ma è stato pesante quei minuti, e leggendo, molto seria la situazione del Santa Croce, che non esce facilmente e velocemente da questo assorbimento verso il basso. Gli anni non sono tutti uguali. Santa Croce aveva deciso di non giocare l'anno scorso, quindi di essere presente all'eccellenza nuova, moderna, e diciamo che è una società che sta soffrendo anche nel campo, quindi come ogni anno cambia gli equilibri di una categoria, di una gerarchia, anche di ruoli, tante cose. Taormina fa il suo lavoro con l'Aci Sant'Antonio, e poi per vedere sale il Carlentini. Il pareggio del Palazzolo con lo Ionica non è uno 0-0
che non vale tanto, vale moltissimo. La squadra del mister Peppe Matarazzo è una squadra molto giovane, costruita proprio su questa idea. I ragazzi che si devono mettere in gioco, recuperare un po' l'autostima e poi ottenere un grande percorso. E ce ne sono molti ragazzi. Pensate, dentro l'organico di Matarazzo sono due ragazzi che hanno vinto il campionato di Serie D con Ischia, giovanissimi. Quindi l'emotività e fare lo 0-0 con lo Ionica, vedendo anche l'immagine, non è una cosa che è sembrata passiva, no, anzi importante. Mercoledì avevano perso in trasferta e recupero con l'Igea, ma il 4-0 è molto significativo nella cifra. Nella sostanza il Palazzolo ha avuto una buona parte del secondo tempo proiettato in avanti, anche se il passivo c'era. Quindi questo è il passaggio importante, l'atteggiamento. L'atteggiamento conta moltissimo, quindi l'atteggiamento anche configurato, espressivo. L'atteggiamento è importante per poter anche gestire dei momenti difficili, quando i risultati non ti arrivano, quando non ci sta capendo niente. Allora il Monti nell'atteggiamento vi saluta con i capelli, perché il mio è un atteggiamento, i capelli davanti agli occhi, la fronte coperta. Buona settimana. Ciao Ettore, ciao Penalty, ciao Gold TV. Sono diventato un quadro. Ciao. Grazie a Giampaolo, con lui chiaramente ci rivedremo la prossima settimana, sempre qui all'interno della nostra trasmissione Penalty, trasmissione che si ferma, pausa pubblicitaria, tra poco ritorneremo in campo, televisivo naturalmente, e parleremo del campionato di promozione. Quattro gironi del campionato di promozione, subito con il girone A. Quinta giornata, eccoli qui i risultati. Città di Carini che perde in casa contro il Città di San Vito Lo Capo 3-1, vittoria della Folgore Calcio Castelvetrano 2-0 con la super giovane Castelbuono, Villabate Camarat 1-1, Fulgatore batte Alba Alcamo 4-0, Lascari Cefalù batte Resuttana San Lorenzo 2-1, Gangi batte Partinica Audace 2-0, vittoria della Raffadali 2-1 contro il Casteldaccia. In classifica, seppur perdendo, la Resuttana San Lorenzo rimane sempre al primo posto con 12 punti, con 11 il Gangi, con 10 il Città di San Vito Lo Capo insieme alla Raffadali 2018, 9 punti per Fulgatore e Lascari Cefalù, 7 punti Alba Alcamo, 6 punti per Camarat, Folgore Castelvetrano e Città di Carini, 5 per Casteldaccia e Partinica Audace, 1 punto per Villabate e Supergiovane Castelbuono. Una sconfitta un po' inaspettata della Resuttana San Lorenzo, da più parti pronosticata come l'assoluta dominatrice di questo girone A del campionato di promozione, a casa del Lascari Cefalù, anche se si gioca a Cefalù, a dimostrazione che veramente anche in questo campionato non c'è nulla di scritto. Ma dopo 2 anni particolari, insomma, riprendere con continuità un campionato è difficile, no? È difficile per i giocatori, per i tecnici, per le società, quindi queste sorprese onestamente che ci sono nei vari campionati, nei vari gironi, insomma, fanno un po' da corollario agli ultimi 2 anni che abbiamo vissuto, insomma, ci può stare. E parliamo adesso del girone B.
Questi i risultati della quinta giornata: Gescal Atletico Messina 0-0, Promende batte Sant'Angiolese 2-0, Torrenovese batte Messana 1-0, Castelluccese Sinagra 2-2, Milazzo Stefanese 2-0, Profalcone Gioiosa 3-0 ed infine Rocca Acquedolcese batte Valdinisi 2-1. In classifica conferma per la Rocca Acquedolcese, in testa con 13 punti ma insieme alla Promende, 11 punti per la Torrenovese ed il Milazzo, 9 per il Profalcone, 7 per l'Atletico Messina, con 5 punti Gescal, Gioiosa e Messana, con 4 Sinatra e Valdinisi, 3 punti per Sant'Angiolese e Castelluccese, chiude la classifica la Stefanese con 0 punti. Il girone B è sempre un girone molto particolare perché ci sono troppe squadre messinesi che si conoscono tra di loro, cioè negli anni si scontrano puntualmente grandi realtà. Una grande famiglia. È una grande famiglia questo girone B messinese, però ci sorprende in positivo, per esempio il ritorno alla grande di una squadra come il Rocca Acquedolcese. Sì, assolutamente, e poi mi piace sottolineare anche la Gesca, che è una società di promozione che ha anche un buon settore giovanile, ecco, e questa continuità secondo me bisognerebbe trovarla anche in società di categorie superiori, perché è importante l'aspetto del settore giovanile. Ma tutto il girone B, e soprattutto tutte le squadre messinesi, curano moltissimo il settore giovanile rispetto appunto a tutte le altre realtà siciliane. Io credo che se fai la promozione, l'eccellenza, anche la Serie D, insomma, avere un filo che parta dal basso e che colleghi tutte le squadre con un settore giovanile ben organizzato e ben curato, credo che sia indice di competenza e di professionalità. Mi dai un assist perché tra poco inizierà il campionato juniors proprio in Serie D e mi sorprende come non ci sia nessuna squadra siciliana che partecipa al campionato juniors del campionato di Serie D. È veramente scandaloso. Ti sorprendi? No, non mi sorprendo, mi amareggio e voglio criticare questa scelta da parte di queste società. Fai bene perché insomma è brutto vedere una situazione del genere, è brutto vedere che chi fa tanti investimenti, tanti sacrifici per la prima squadra non ritenga necessario farne altrettanti per allestire un settore giovanile che poi è il futuro di ogni società. È vero. Tra l'altro Lillo Capraro, che è il nuovo selezionatore appunto dell'Under 19, probabilmente avrà proprio delle difficoltà vere, fattive, perché praticamente quasi nessuna squadra del campionato di Serie D ha una squadra da poter visionare. Dovrà andare a vedere soltanto quei ragazzi juniores che fanno parte della prima squadra. Sui territori sarà un lavoro veramente complesso e difficile, però al di là del lavoro del collega, insomma, che non sarà certo di semplice matrice, credo che sia veramente assurda una situazione del genere. E credo che bisogna anche trovare un filo, ripeto, che leghi il calcio dei grandi a quello dei giovani, perché se non c'è un collegamento, e la juniores è la categoria di collegamento, è vero, il futuro di questo sport perderà sempre, e di questo movimento perderà sempre più qualità. Io ho avuto modo di parlare con alcuni dirigenti proprio del campionato di Serie D e tutti si lamentano sul fatto che le trasferte sono troppo costose, che comunque il dispendio di energie fisiche ed economiche sono esagerate, perché poi alla fine il risultato è limitato. E invece io credo che bisogna fare un sacrificio anche e soprattutto nei confronti di questi ragazzi, con del materiale umano che può diventare poi fondamentale anche per la prima squadra. Sono d'accordo con te e non la vedo nel modo in cui ti hanno detto questi presidenti, anzi penso che allestire un settore giovanile è un investimento in un primo momento, ma ha una resa in un secondo. È vero. Non è un peso il settore giovanile, è una risorsa. È fin quando verrà visto. Riusciranno a capirlo, Pierpaolo? Io spero sempre di sì. E tu da allenatore giovanile insomma ne sai qualcosa? Mi auguro di sì. Peraltro insomma in Lega Pro già le società professioniste hanno l'obbligo di curare il settore giovanile e credo che questa sia una norma che andrebbe introdotta anche nel campionato di Serie D. Continuiamo a parlare del girone B perché adesso ci guardiamo la vittoria fuori casa importantissima del Promende 2-0 contro la Sant'Angiolese, vittoria che permette alla squadra messinese di essere al primo posto in questo girone B del campionato di promozione.
Terza vittoria di fila per la capolista Promende, che passa anche al Comunale di Brolo, infliggendo alla Sant'Angiolese la terza sconfitta in campionato. Nonostante il KO subito, sono proprio i padroni di casa ad avere 2 occasioni. Al 23esimo la punizione di Mastriani è respinta in angolo di piedi da Bucca, e dal successivo corner il colpo di testa di Tranchita esce sul fondo per questioni di centimetri. La risposta dei giallorossi non tarda ad arrivare dopo il tentativo di testa di Mazzu, finito alto sulla traversa. La Promende passa al minuto 34, quando una sfortunata deviazione di Mastriani sulla punizione calciata da Bartuccio mette fuori casa Giaimo, regalando alla formazione ospite la rete dello 0-1. La Sant'Angiolese non ci sta e 2 minuti dopo reclama un calcio di rigore per un presunto fallo in area di giunta su Restifo. Il signor Mastro Simone dice di no. Insiste la squadra di Oppolo, che al 37esimo la potrebbe pareggiare con Starvaggi, ma il suo colpo di testa non inquadra lo specchio della porta. Poi nel finale di frazione la Promende tenta di chiudere i conti con Di Stefano, che al 45esimo costringe Giaimo a rifugiarsi in angolo, e 1 minuto dopo con Rasai, il cui colpo di testa ravvicinato non sortisce l'effetto sperato. Nella ripresa è subito la Sant'Angiolese ad avere la palla dell'1-1, ma il destro di Spinella è ben respinto in tuffo dall'attento Bucca. Così dal possibile pareggio al minuto 67 la Promende trova invece il gol del raddoppio, quando il neoentrato Simone Mastroieni, dopo aver lasciato sul posto 2 avversari, sorprende fuori dai pali Giaimo, facendo Sant'Angiolese 0, Promende 2. Eurogol del centravanti giallorosso, a segno per la seconda settimana di fila dopo il gol decisivo siglato a Santo Stefano di Camastra. Per Mastroieni è la seconda rete in campionato. La gara dei biancoazzurri si complica 3 minuti più tardi con Mosca, che già ammonito commette fallo su Bartuccio, beccandosi il secondo cartellino giallo dal fischietto palermitano, e quindi la via anticipata degli spogliatoi. Pur con l'inferiorità numerica, i padroni di casa riescono ad essere pericolosi per 4 volte. Al 71esimo con Tranchita, che non inquadra la porta dalla lunga distanza, e con Bucca fuori dai pali. 4 minuti dopo ancora con Tranchita, che vorrebbe il penalty dopo un contatto in area con Mazzu, ma l'arbitro lascia giocare. Quindi al minuto 76 con il neoentrato Parafioriti, che da distanza ravvicinata chiama Bucca a compiere gli straordinari, e infine con il tentativo di testa di Todaro, che manda sul fondo il cross di Tuccio. Nel finale però è la Promende che sfiora il tris con le conclusioni di Di Stefano, che si perde di poco alta sulla traversa, e con lo scatenato Mastroieni, che è partito da metà campo palla al piede, entra in area bianco-azzurra, ma strozza troppo il mancino, che si perde sul fondo. Poi, a partita già conclusa, il direttore di gara mostra il rosso diretto ad un nervoso milanese della Promende. 4 vittorie in 5 partite per la Promende, che si conferma in testa alla classifica con 13 punti. Rimane invece a quota 3 la Sant'Angiolese, ma con una gara da recuperare. Si volta pagina, adesso parliamo del girone C del campionato di promozione. Anche in questo girone, quinta giornata, questi risultati: Atletico 1994 che cade in casa contro l'Atletico Nissa 2-1, FC Motta batte Ciclope Bronte 2-1, Lavinaio batte Armerina 3-0, Belpasso Realaci 1-1, Don Bosco 2000 batte Gimmica Scordia 3-2, Leonfortese batte Mister Bianco 3-1. La partita tra San Gregorio e Città di Calatabbiano si giocherà domani 13 di ottobre. In classifica abbiamo al primo posto la Leonfortese di Gaetano Mirto con 13 punti insieme all'FC Motta, 11 punti per il Realaci, 9 per l'Atletico 1994, 8 punti per il Belpasso FC, 7 punti per Città di Calatabbiano e Atletico Nissa, 6 punti Don Bosco 2000 e Gimmica Scordia, 4 per Mister Bianco e Lavinaio insieme al San Gregorio, 3 punti per l'Armerina. Chiude la classifica il Ciclope Bronte dell'amico Ignazio Orefice, con il quale insomma ho chiacchierato in settimana e mi ha detto: state tranquilli perché resettiamo pian pianino, non siamo da ultimo posto, auguriamo che chiaramente presto possa insomma vivere sicuramente domeniche un po' più serene. Il Bronte è una realtà che a me personalmente fa simpatia, non solo per la presenza di Ignazio, che saluto, ma anche perché è un po' messa lì e giustamente i sacrifici che fa pesano doppio, perché bisogna allestire una squadra. Mi tocchi il cuore quando parli di Bronte, insomma ho allenato il Bronte, quindi so quanto la squadra di calcio è importante per quella realtà. Però è difficile allestirla ed è difficile stare a determinati livelli,
paralleli, è ancora più difficile se hai il coraggio, come hanno avuto loro, di costruire una squadra fatta di ragazzi giovani, locali. sì. Però è un bel esempio e spero che con grande onestà spero che si salvi. Io sono molto fiducioso, dai, va bene, ok. E allora a questo punto cambiamo perché parliamo del girone D. Risultati a sorpresa, guardiamo subito il tabellino. RG batte Club Calcio Vittoria 1-0, Priolo Gorgallo batte Scicli 1-0, Nuova Città di Gela batte Sporting Eubea 1-0, Città di Comiso batte Megara 1908 3-1, pareggio tra Frigentini e Pro Ragusa, Mazzarone batte Città di Avola 2020 3-0 ed infine Città di Canicattini batte Modica 2-1. In classifica la conferma comunque del nuovo Città di Gela, in testa con 13 punti, con 11 il Città di Comiso, 10 punti per il Mazzarone, 9 per il Frigentini, 7 punti Modica, Priolo e Megara, con 6 il Città di Canicattini, con 5 il Città di Avola 2020, Club Calcio Vittoria, Pro Ragusa, Sporting Eubea. Chiudono la classifica il Calcio Scicli ed la squadra RG con 3 punti. Poc'anzi si parlava di Samuele Costanzo che chiaramente sta guidando questo Mazzarrone, vuole vincerlo questo girone, lo hanno apertamente dichiarato i dirigenti. Samuele è un tipo molto più guardingo. Sì, ho parlato, ci siamo sentiti diverse volte anche con Samuele, ma anche con il direttore Nunzio Calogero, insomma. Loro hanno un'idea un po' diversa, nel senso sanno che hanno tutti gli strumenti per fare bene, ma giustamente vogliono costruire bene, gettare bene le basi. Beh, lo stanno già facendo con una struttura bellissima. È chiaro, quindi bellissima. Sicuramente è una squadra che comunque lotterà fino alla fine per vincere il campionato. Sono convinto insomma, che ha tutte le carte in regola, l'organizzazione societaria guidata da un ottimo direttore. Samuele si sta dimostrando un allenatore emergente di buon livello, quindi l'organico è un buon organico per la categoria, quindi hanno tutti gli strumenti per fare il salto di categoria, però non credo, avendone percezione diretta, ripeto, avendo sentito loro, che sia un assillo. E questo però può essere la loro arma vincente. C'è anche la Nuova Città di Gela che sicuramente vuole dire la sua in questo girone D del campionato di promozione. Ci si aspettava un po' di più dal Vittoria, che insomma domenica scorsa ha battuto in una partita intensa il Mazzarone e poi ahimè cade in casa dell'RG. Forse la squadra di Santo Mazzullo dovrebbe acquistare un po' più di continuità nei risultati? Se vuole ambire a determinati traguardi deve acquisire continuità, ma sicuramente Santo saprà come risalire la china e trovare la strada giusta per portare una piazza, comunque anche questa blasonata importante, su campionati più consoni. Parliamo di prima categoria e adesso subito il rullo dei risultati e delle classifiche.
Il campionato di prima categoria è sempre un campionato certamente lungo, faticoso, 7 gironi in questa nostra terra siciliana, 7 vincitori e poi ci saranno alcuni ripescaggi con la prospettiva di disputare la prossima stagione un campionato di promozione che probabilmente farà cambiare anche gli obiettivi delle stesse società che vinceranno quest'anno, perché poi il passaggio dalla prima alla promozione, per Paolo, tu me lo insegni, è veramente notevole, considerevole. È un bel salto, diciamo, in termini di organizzazione, in termini anche di economici. In termini economici, è sicuramente un bel salto anche in termini tecnici, perché lo scalone, diciamo, è abbastanza ampio, no? Fra la prima e la promozione come valori tecnici. È chiaro che chi ambisce a questo genere di traguardo deve prepararsi. Deve prepararsi già prima, insomma, non è complicatissimo riuscire a vincere un torneo di prima categoria, il problema è l'anno successivo a testarsi poi nella categoria della promozione. Bene, abbiamo concluso la puntata odierna di Penalty, è stato un piacere averti qui per con me è un noi, piacere per Paolo. essere stato qui. Ti attendono mesi intensi girovagando per la Sicilia e pescando qualche giovane allievo che possa rappresentare alla grande, insomma, questa categoria nel torneo delle regioni. Non vedo l'ora. Consentimi 30 secondi per ringraziare nuovamente il Presidente Morgana, il Presidente Sorbello e non vedo l'ora di lavorare con il responsabile rappresentativo Tamà, e voglio anche salutare l'amico e collega Luca Di Gregorio, che è stato sfortunatissimo, perché è stata direi una cosa, mi va di dirlo perché ha fatto, condivido con te questa amarezza. L'ho seguito, ha fatto un buon lavoro 2 anni fa e poi c'è stata l'interruzione del primo lockdown, era stato riconfermato alla guida della rappresentativa anche per l'anno successivo, ma purtroppo i campionati si sono interrotti, quindi non ha potuto portare a compimento il lavoro iniziale. Però io sono certo che la federazione troverà un modo per accontentare, ne sono certo anch'io, anche perché insomma, la figura mister di Gianluca Di Gregorio è un allenatore capace e competente, quindi saprà sicuramente darci una grande mano d'aiuto. Qual è la società calcistica che ha la migliore squadra allievi, secondo te, in questo momento nella realtà siciliana? In questo momento mi chiedi tanto, tra quelle che ho visto, sì. Anche come organizzazione. Credo in questo momento, tra quelle che ho visto, ma non le ho viste ovviamente tutte, sì. Il Calcio Sicilia credo che sia una realtà, ma da anni non vero, la scopro certamente io. Fanno attività di calcio facendo i professionisti e i dilettanti, con i ragazzi ne fanno uscire tanti, lavorano bene. E molti fanno carriera. Molti fanno carriera. E non è mai facile, partendo dalla Sicilia. Assolutamente, anzi è pesante il doppio. È vero. Bene, allora in bocca al lupo, buon lavoro e ci vedremo presto. A presto, Ettore. Grazie a Pierpaolo Alderisi, allenatore della rappresentativa allievi, l'Under 17, al prossimo torneo delle regioni che si svolgerà nel Trentino il prossimo anno. Adesso non ci rimane che salutarci e darci appuntamento alla prossima settimana, puntuali come al solito, in diretta il martedì alle 21 su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Buona settimana a tutti e appuntamento alla prossima settimana.